Buongiorno, ben ritrovati. Mercoledì 29 marzo, puntuali nella nostra prima edizione, sono le 12 e anche oggi abbiamo davvero tantissimi temi da affrontare insieme a voi, sui quali riflettere con i nostri ospiti nella seconda parte, ma naturalmente in primo piano c'è sempre la cronaca, ci sono le notizie principali della giornata che arrivano dalle nostre redazioni in tutto il Veneto. E allora partiamo subito con una notizia di cronaca, con l'ennesimo incidente mortale sulle strade della nostra regione. È accaduto questa mattina intorno alle 8 in provincia di Verona, a Torretta di Legnago per l'esattezza. Un'auto è uscita autonomamente di strada, l'automobilista che era alla guida, un 36enne del posto, ha perso la vita praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del SUEM con ambulanza e automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Adesso dal Veronese ci spostiamo in provincia di Vicenza, andiamo sull'altopiano perché cresce la paura per i lupi che sempre più spesso si avvicinano ai centri abitati. Sono tantissimi gli avvistamenti, anche documentati con video poi pubblicati sui social. C'è paura soprattutto per gli animali domestici. Saluto la nostra Sharon Di Carlo. Buongiorno Sharon. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i telespettatori. L'hai detto tu, la cronaca di questi giorni ci sta raccontando di come i lupi si avvicinino sempre di più ai centri abitati. Un avvistamento a Romano Dezzelino, lungo le vie del centro, un lupo correva appunto lungo le vie della città. Un avvistamento anche a Bassano del Grappa, in zona Motton. Erano le 22 di sabato quando il lupo si aggirava appunto per il centro abitato. Lupi che non dovrebbero essere pericolosi per l'uomo, lo raccontano gli esperti. L'ultimo attacco è stato registrato 160 anni fa. Purtroppo lo stesso discorso non vale per gli animali domestici. Noi siamo venuti qui in altopiano, siamo ospiti del signor Ernesto Rigon. Buongiorno. Buongiorno. Lei è stato vittima, o meglio i suoi animali che vediamo alle sue spalle, vittima di attacchi di lupo. Sì, ho già avuto tra gli anni precedenti, l'anno scorso ne ho avuto 7. Ho avuto 7 uccisioni da parte dei lupi e negli anni precedenti praticamente finora ne ho avuto una ventina di attacchi. La cosa è insostenibile, oltre che gli animali che ho salvato sono tutti feriti. Se lei siamo proprio qui davanti, casualmente guardiamo tutte queste femmine, sono tutte strappate, guardi. Okay. Adesso lei potrà vedere da sole, vede sotto tutte rotte che buttano ancora fuori pus dopo dall'anno scorso, da settembre, e tutte, tutte sotto le gambe vicino all'apparato mammario, e praticamente le ho salvate per miracolo tra quei veterinari. Ecco, un'altra cosa che dopo Gli altri asini invece sono stati sbranati e mangiati completamente. E dopo una cosa che devo anche richiamare le autorità: dopo ti pagano quello che vogliono loro, non ti chiedono una cosa di un asino vale 100 e l'altro vale 80, per loro valgono quello che dicono loro, e non è giusto, perché ci sono animali che valgono 100 e animali che valgono effettivamente 50, insomma. Ma una situazione questa oggi insostenibile? Insostenibile per quanto per l'agricoltura e anche per tutta l'altopiano. Le zone prima dei boschi, prima c'erano asini, c'erano pecore che mangiavano, che tenevano puliti i boschi e permettevano anche ai piccoli proprietari di affittare i campi, di prendere qualcosa di affitto. Al giorno d'oggi è tutto abbandonato. Va a finire che fra un po' capitano le siccità, come in questo momento sta avvenendo, che dopo prende fuoco tutto e bruciano anche i boschi, insomma. Lei sta pensando di dare via gli animali? Io i miei animali ormai sono anche una certa età, ormai ci mollo, però potevo tenermi se non ci fossero i lupi, in quanto ma devo tutte le sere, tutte le mattine andare a chiudere e aprire, è una rottura. Non è facile, insomma, per una persona che comincia ad avere i suoi anni, ecco. Tutte le notti le senti i lupi qui? Tutti i notti. Ho preso adesso dei maremmani e quelli mi hanno praticamente salvato quest'inverno, altrimenti passavano dentro per il cancello di casa, venivano dentro, vedevo le peche la mattina, anche 6 in un colpo solo sono arrivati una notte. Ma di poche settimane fa l'ultimo avvistamento qui a Gaglio ci raccontava? Mi sembra un mese e mezzo fa, con tutti i giornali ne hanno parlato e anche la TV. Qua a 150 metri delle case praticamente si sono avvicinati a una signora che stava accompagnando il figlio con dei problemi, che era in carrozzina, e il lupo era a 3 metri di distanza.
e dopo sono intervenuti anche i carabinieri e i carabinieri forestali e dopo li hanno spaventato, insomma. Ma come ci si può difendere dai lupi? Lì lo chiedo soprattutto per i cittadini che magari non sono abituati a questa presenza. Girare sempre con un bastone, cercare di fare un po' di rumore e il lupo non si avvicina, perché il lupo scappa se può, insomma. Ma gli animali domestici, come possiamo difenderli? Gli animali domestici bisogna chiuderli dentro, secondo me, o hai grandi reti, ma però io ho provato anche con le reti elettrificate che mi hanno dato in dotazione la regione, si risolve ben poco, insomma. E come ci si può difendere da un punto di vista invece formale, possiamo dire politico, dai lupi? Politico, qua devono intervenire le autorità, cercare di eliminare i soggetti più mordaci, più aggressivi e cercare di numerarli, di tenere sotto controllo, insomma. Mi sembra che già la comunità europea abbia dato queste direttive. Speriamo che i nostri politici si diano altrettanto da fare per sistemare questa faccenda definitivamente. Parlare di perché questa cosa io la faccio per passione, non è che la faccia per reddito sicuramente, perciò uno rimane deluso, dice cosa vado a fare a tenere animali che dopo vengono sbranati dai lupi, non è neanche giusto, insomma, umanamente e anche per gli animali stessi, insomma. Grazie al signor Rigoni. Francesca, dall'altopiano è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Sharon Di Carlo e grazie anche alla testimonianza, insomma, di questo signore e la preoccupazione per i propri animali, le difficoltà anche a gestire il tutto. Adesso andiamo a Venezia, dove è arrivato oggi il ministro Sangiuliano, ministro della Cultura, che ha incontrato il presidente Zaia e la rettrice dell'Università Ca' Foscari per parlare dell'importanza del nostro patrimonio culturale anche a livello internazionale. Vedo il presidente Zaia insieme al nostro Filippo Fois. A voi la linea. Buongiorno Filippo, buongiorno al governatore del Veneto. Buongiorno da Venezia, il ministro Sangiuliano ha appena terminato di parlare qui all'Università di Ca' Foscari. Tra i presenti c'era il sindaco Luigi Brugnaro e naturalmente il presidente della regione Luca Zaia. L'importanza di rilanciare i nostri beni culturali sono un po' il nostro soft power per parlare di politica internazionale, vero? Sì, grazie, buongiorno a tutti. Significa che comunque abbiamo ancora da fare un grande percorso, però è altrettanto vero che la valorizzazione tramite le istituzioni culturali del Veneto delle nostre eccellenze culturali oggi ci permette di dire che questa regione fattura, fra virgolette, brutto da dire, ma rende l'idea, 18 miliardi di euro come industria del turismo, che è fortemente sostenuta ovviamente non solo dai paesaggi, dall'offerta turistica, quella canonica, ma soprattutto in particolar modo da quello che è l'offerta culturale. Si pensa a musei, a diversi siti, le manifestazioni, a tutto quello che ad esempio è la produzione culturale dei nostri teatri e molto altro ancora. Sai, oggi il governo ha ammesso che non si riusciranno a completare tutte le opere che hanno previste per il PNRR, è un grosso problema. Ma decisamente sì, e qui mi tocca dire avevo ragione, nel senso che di 230 miliardi di euro ho sempre detto che si modifichi anche, approfittando dell'articolo 21 del Trattato europeo, si modifichino anche le priorità in maniera tale da poter canalizzare le risorse rimaste sul fronte che è quello di aiutare più da vicino le famiglie e i cittadini. Penso ad esempio al tema del caro energia o a quello che potrebbe essere ad esempio l'investimento nella conversione rispetto a fonti rinnovabili. Si avvicina anche la fine del suo mandato da Presidente. Oggi il Presidente del Consiglio, Roberto Ciambetti, del Consiglio regionale, ha detto il limite dei 3 mandati è incostituzionale, Zaia deve rimanere Presidente, il Veneto deve rimanere leghista. Ma intanto è singolare che mi fate queste domande a 2 anni e mezzo dalla fine del mandato. Ne ha parlato Ciambetti. Ma no, ma ne parlate spesso, vedo che c'è tanta preoccupazione, non so se c'è più preoccupazione per capire chi arriverà o se resterà Zaia. Ad oggi la legge non permette assolutamente di fare più mandati, dopodiché anch'io ho il mio pensiero e esco dalla veste di Presidente della Regione, vado in quella dei sindaci, non capisco per quale motivo. Le uniche cariche elettive in Italia, che sono il Presidente di Regione e i sindaci, sono le uniche 2 cariche elette dal popolo che hanno il blocco dei mandati. Quindi tutte le altre cariche non elette direttamente dal popolo possono starci quanto vogliono. Gli amministratori, i sindaci e i presidenti di regione no. Però ne prendiamo atto, questa è la legge, anche a mio avviso non è tanto costituzionale, però insomma, non ne faccio una battaglia. Dura lex sed lex, come diceva. Ma sì, però è altrettanto vero che se mettiamo
la figura centrale che è quella del popolo, del cittadino elettore, è altrettanto vero che è inspiegabile che tutte le altre cariche non elette direttamente dal popolo, ripeto, non hanno il vincolo dei mandati, quelle elette dal popolo sì, come per dire che il popolo sceglie male. Grazie al Presidente Zaia per la sua disponibilità e noi restituiamo la linea allo Stato. Grazie a Filippo Fois, grazie a Paola Barbato per le immagini, grazie naturalmente al Presidente Zaia. Adesso la cronaca ci porta ad Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo, perché c'è un vero e proprio giallo. Una donna di 32 anni è stata trovata agonizzante a terra dai due figlioletti di 8-11 anni, sono stati loro a chiamare i soccorsi. Una volta arrivati in ospedale, dove la donna sta ancora lottando tra la vita e la morte, è stato scoperto un proiettile nel cranio. È un giallo sui quali stanno indagando i carabinieri, che vediamo proprio alle spalle della nostra Anna De Roberto, che si trova proprio sul posto di quanto accaduto. Buongiorno Anna. Francesca, buongiorno. Carabinieri ce ne sono tanti, ci sono 4 gazzelle e diversi militari che hanno letteralmente accerchiato l'abitazione in via Fine. Siamo proprio nel cuore della campagna del Polesine. Chiedo al collega Federico Cibotto di farvi vedere, vedete qui c'è una gazzella dei carabinieri che è stata posizionata proprio sulla riva dell'Argine, e poi ci sono altri militari che invece si trovano, diciamo, accanto alla cassetta attrezzi dall'altra parte a destra, quindi tutti gli accessi sostanzialmente alla casetta sono presidiati, accesso interdetto. Tra poco dovrebbe arrivare qui anche il tenente colonnello Biancucci. Questa mattina e ieri sera c'era la scientifica, perché appunto, come hai detto tu, è un vero e proprio giallo. La donna è stata trovata a terra agonizzante dai 2 figlioletti, che prontamente sono andati a chiamare un vicino che si trova appunto nell'abitazione accanto a questo casolare, ma non è stata trovata alcuna arma a terra, perché inizialmente, quando in ospedale si è scoperto attraverso l'attacco che c'era questa traccia di proiettile nella testa della donna, una donna di nazionalità marocchina di 32 anni, si pensava si trattasse di un gesto estremo, ma non c'è alcuna arma che è stata trovata. Il marito al momento non era in casa, è stato successivamente rintracciato. Noi abbiamo provato a metterci in contatto anche con il sindaco Luisa Beltrame, il sindaco di Arino Polesine, e anche lei ha detto che non ha alcun tipo di aggiornamento e sta attendendo notizie dalla procura. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Maria Giulia Rizzo, che è venuta sul posto anche ieri sera. Non è dato sapere se in questo momento i 2 ragazzini si trovino all'interno dell'abitazione, motivo che potrebbe giustificare questa presenza così massiccia di forze dell'ordine, ad evitare che curiosi o come dire anche noi giornalisti potessimo cercare di avere qualche informazione in più. Quindi non sappiamo se ci sono i ragazzi, sappiamo che il papà è stato rintracciato, ma ieri sera, quando è stata trovata la donna, non era presente all'interno dell'abitazione. Non è stata trovata alcuna arma da fuoco. La donna, che inizialmente era stata data per deceduta, invece è viva, sta lottando tra la vita e la morte. Le sue condizioni sono molto gravi, ma è viva e si trova appunto in terapia intensiva all'ospedale. Noi stiamo cercando di capire, attenderemo l'arrivo del colonnello per provare ad avere qualche informazione in più. Certo è che ci sono davvero tante cose che non tornano, tanti misteri, perché appunto pare che nessuno abbia sentito il rumore di uno sparo. Ecco, queste sono le immagini, vedete, insomma la casa è veramente presidiata. Noi adesso proveremo a raccogliere qualche informazione qui sul posto, ma per ora queste sono tutte le notizie che riusciamo a darvi qui da Arino Polesine. Grazie Anna. Naturalmente, se dovessi avere ulteriori aggiornamenti, chiedici la linea in qualsiasi momento. Intanto buon lavoro a te, a Federico Cibotto. E adesso ci spostiamo invece a Treviso, a Villorba per l'esattezza, per tornare a parlare dell'attentato al K3. Tra pochissimi istanti sentiremo quelle che sono le reazioni del mondo della Lega. Prima però una notizia di cronaca che arriva, che leggiamo dal sito del Gazzettino.it.
follia a Marghera, sgrida 3 ragazzi che fanno la pipì davanti al suo hotel, portiere di notte pestato a sangue, picchiata anche la mamma intervenuta per aiutarlo, gestiscono l'hotel autostrada in via a Trieste. Leggiamo quanto riportato appunto sul sito del Gazzettino. Questa mattina, è accaduto questa mattina alle 5:30, il 31enne è stato picchiato a sangue da 3 ragazzi che facevano la pipì davanti all'hotel gestito dalla sua famiglia. La colpa del ragazzo che in albergo svolge la mansione di portiere notturno sarebbe stata quella di chiedere ai tre giovani di smettere. A quel punto sarebbe partita l'aggressione. A raccontare l'episodio è stata la sorella che gestisce il ristorante dell'hotel. Come detto, la reazione ora nel mondo della Lega dopo la sentenza ieri in aula Bunker che dimezza di fatto la condanna per l'anarchico Sorroce per l'attentato alla sede del Carroccio a Treviso, il K3. Vedo già in collegamento il nostro Christian Arboit insieme a Renato Capoia, insieme a loro c'è Riccardo Barbisan per i commenti a caldo di questa sentenza. Buongiorno Christian e buongiorno Barbisan. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antena 3 anche da parte di Renato Capoia che sta curando la parte tecnica. Dicevi bene, pena dimezzata da 28 anni in primo grado, questa era stata la pronuncia del Tribunale di Treviso, a 14 anni e 10 mesi per i fatti di Villorba, era l'agosto del 2018, sono fatti che ricordiamo tutti e che in questi ultimi mesi sono entrati anche nel dibattito politico nazionale, associati anche alla vicenda di Alfredo Cospito e a tutta la tematica del 41 bis. Del resto avete visto, abbiamo raccontato in diretta la protesta del mondo anarchico di sabato proprio a Venezia in vista della pronuncia di ieri del secondo grado di giudizio che è arrivata alle 19:15, 19:20 dopo 5-6 ore di Camera di Consiglio. Di fatto cosa è successo dal punto di vista giuridico? Per sommi capi possiamo dire che il giudice dell'appello ha detto che Sorroche non voleva uccidere, ha riconosciuto l'attentato per fini terroristici, la violenza diciamo così per fini terroristici, ma non l'intenzione di uccidere. Poi saranno le motivazioni a dire nel dettaglio qual è stato il principio utilizzato dal giudice veneziano per dimezzare per l'appunto la sentenza di primo grado di quello trevigiano. Qui con me un esponente di spicco della Lega trevigiana, capogruppo uscente del Carroccio in Consiglio Comunale a Treviso. Senta Barbisan, una reazione a caldo. Beh, intanto la notizia ci fa venire alla mente quei giorni nei quali noi siamo stati sconvolti solo dal sapere che alcuni nostri militanti hanno rischiato la vita o comunque hanno rischiato fortemente l'incolumità e diciamo danni seri solo perché frequentavano la nostra sede di partito, che è sempre stata un luogo aperto, un luogo nel quale ci si incontrava e ci si continua a incontrare così in modo gioviale per discutere, per fare le nostre attività. Ecco, che quello potesse diventare un luogo nel quale ci potesse essere un pericolo addirittura per la vita di qualcuno, questo ci ha lasciato veramente sconvolti, perché per noi è un po' una casa, ecco, il K3, no? Per i militanti della Lega, i sostenitori, è un grande luogo di incontro, e poi aspettiamo di capire quali saranno le motivazioni, perché io mi ricordo che c'era anche un richiamo addirittura per richiamare qualcuno che sarebbe andato lì a vedere sul posto, e solo allora sarebbe scoppiata la seconda bomba. Adesso mi pare di ricordare che insomma il marchingegno dinamitardo messo in piedi dall'anarchico era così composto, quindi non era semplicemente un avvertimento o non era semplicemente un brutto scherzo. Pertanto leggeremo le sentenze noi le rispettiamo sempre, chiediamo solo, ecco,
Così facciamo un appello, io mi permetto nel mio piccolo anche questo nuovo governo, che le sentenze sono fatte, che poi vengano rispettate, perché la certezza della pena sta anche nella effettività della pena, nel senso possono essere 30, possono essere 15 anni, in questo caso 14, mi pare di ricordare, però che siano quelli che sono previsti. Io ringrazio anche le forze dell'ordine e gli inquirenti, la magistratura inquirente, tutti coloro che sono riusciti a trovare questa persona in modo da poterla mettere, diciamo, al sicuro e che non nuocia più per lungo tempo e lunghi anni. Certo è che insomma la questione ci fa ritornare appunto alla mente dei giorni veramente drammatici per noi. Ecco, diciamo che in questo caso lei ha lanciato un appello al governo, la filiera è corta perché arriviamo al trevigiano Carlo Nordio. Tra l'altro quella sera dell'agosto 2018 nella sede della Lega c'erano Alessandro Manera, attuale assessore leghista della giunta Conte, Mauro Michelon, Giuseppe Canova e Pierpaolo Florian. Questa sera sentirete anche le loro reazioni nel corso del telegiornale. Quindi lei dice in definitiva a Barbisán la sentenza si rispetta, siamo un po' stupiti. L'avvocato Trubian, che è avvocato di parte civile, rappresenta la Lega, di fatto ha già fatto intuire che ci sarà un terzo grado di giudizio. Sì, adesso vedremo quali saranno le decisioni del PM e dei magistrati sulla possibilità di ricorso in terzo grado. Non spetta a noi deciderlo. Mi viene da dire così una battuta amara: per fortuna che nessuno di quei 4 fuma, perché se fossero usciti e avessero aperto quella porta per fumare una sigaretta o per tirare una boccata anche d'aria pulita, oggi saremmo a fare altri discorsi. L'esito sarebbe stato diverso. L'esito sarebbe stato sicuramente diverso, perché benché fosse andata qualcuno ci avrebbe rimesso o gli occhi o una gamba o un braccio, quindi insomma noi siamo ancora scossi, ecco, sinceramente ogni volta che vengono fuori queste notizie, che per carità ci fanno piacere sul fatto che la persona sia stata fermata, processata e condannata, però ogni volta per noi è uno shock pensare che quella sera 4 militanti dei nostri potevano rischiare la vita oppure serie menomazioni. Grazie davvero Riccardo Barbisán. Francesca, con Renato Capoia ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit, Renato Capoia, e grazie a Riccardo Barbisán. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Siamo tornati in diretta. Una notizia che riguarda un'operazione dei controlli di Guardia di Finanza e Polizia Locale di Venezia, sia in centro storico che in terraferme, qui che sono state trovate 5 strutture ricettive totalmente abusive. I militari del primo nucleo operativo metropolitano hanno in particolare individuato in centro storico 3 operatori totalmente abusivi, ma regolarmente pubblicizzati sui portali web, ma inesistenti negli elenchi comunali e regionali. Una delle strutture era persino priva del certificato di agibilità edilizia. Il secondo nucleo operativo metropolitano ha poi condotto verifiche a Mestre, sempre in collaborazione con la polizia locale, individuando 2 strutture, anche queste completamente abusive, e altre 10 irregolari. Una notizia che farei subito commentare al mio ospite, al presidente di Confturismo Veneto, Marco Michielli. Ben ritrovato, Presidente. Grazie, ben ritrovati anche a voi. È una notizia insomma che lascia un po' di amaro in bocca, soprattutto perché si parla, è una cosa che mi è stata all'occhio, di strutture abusive ma che erano pubblicizzate sul web. Guardi, è una battaglia ventennale questa ormai. Io vorrei intanto fare una precisazione. Tutto il mio sistema non ce l'ha con la signora Teresa che affitta una camera allo studente di passaggio o alla coppietta di passaggio. Non ce l'abbiamo con chi regolarmente iscritto, e sono moltissimi, peraltro devo dire, ecco, aderiscono in tanti anche al sistema Federalberghi, per cui controllati, verificati e sicuramente a posto. Ce l'abbiamo con quelli che si approfittano delle maglie larghe dei controlli in Italia, perché bisogna anche dire che la legge regionale, alla quale noi abbiamo con tanta attenzione contribuito con osservazioni e cose, è stata licenziata in un modo in cui credo sia la migliore in questo momento fra tutte le regioni d'Italia, ai fini del rendere trasparente questo mercato.
Il problema, come al solito in Italia, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, siamo bravissimi a fare delle leggi con delle pene severissime, con tutti gli annessi e connessi, ma poi non facciamo i controlli. Quindi il nostro plauso va al Comune di Venezia, alla Guardia di Finanza di Venezia, perché questi si sono intestati la battaglia, definiamola così, contro questa forma di abusivismo e la stanno portando avanti in un modo esemplare per tutta Italia. Quindi i complimenti vanno fatti a loro. Hanno capito perfettamente. Io ho avuto occasione di incontrarmi con i vertici della finanza, col Comune di Venezia anche, e hanno compreso perfettamente che, ripeto, la signora Maria o Teresa che affitta la Camera non è un problema. Il problema è che qui abbiamo operatori che gestiscono 100-150 appartamenti. Da un'indagine fatta da Federalberghi Nazionale ancora un paio d'anni fa, emergevano, adesso fatemi venia dei nomi perché oltretutto su Airbnb, per cercare di dare l'impressione che sia un'accoglienza in una casa, ci si dà una denominazione. Allora, c'era un Giovanni che gestiva 1600 appartamenti in Italia, una Maria che ne gestiva 800, ma a 300-200 erano in decine se non centinaia. Allora, questa è una cosa che deve trovare un capo, perché l'abusivismo è in tutti i settori deprecabile. Nel nostro settore non fa eccezione rispetto agli altri, perché l'abusivismo consente di fare concorrenza sleale agli operatori invece in regola, non contribuisce con la tassa di soggiorno, per quanto io sia contrarissimo alla tassa di soggiorno, questo ben si sa, ma comunque le strutture regolari la pagano, le strutture irregolari ovviamente non la pagano. I costi di questo tipo di strutture sono generalmente in nero, non hanno dipendenti regolarmente in regola e via, e quindi praticamente è una pacchia. E la pacchia deve finire, anche perché io finora ho parlato del cotè, degli albergatori, se vuole, e degli operatori in regola. Però se vogliamo vedere dalla parte del cittadino, il fatto che non si trovi più un appartamento in affitto, non nella sola Venezia, ahimè, ma Verona soffre nella stessa misura identica il problema. Non si trova più un appartamento in affitto per persone che vogliono vivere stabilmente, che lavorano a Venezia, eccetera. Il via vai di trolley avanti e indietro a qualunque ora del giorno e della notte, il disagio che viene creato all'interno di una unità condominiale quando uno di questi appartamenti viene dato in affitto e banalmente arrivano ragazzotti che si ubriacano fino alle 5 di mattina, lasciano le bottiglie sui pianerottoli, insomma cose spiacevoli e ampiamente conosciute da tutti. Deve finire questo andazzo. E quindi ben venga la policy di controlli e verifiche che sta facendo il Comune di Venezia, con l'augurio che questo sia esteso perlomeno a tutto il nostro Veneto e anche al resto d'Italia, perché francamente è una situazione che sta diventando incontrollabile. Questo dunque insomma era la dovuta risposta a questi controlli tra forze dell'ordine. Veniamo adesso alla prossima stagione estiva, Presidente, perché si ripropone puntuale anche quest'anno il tema della carenza di personale nelle località della nostra costa soprattutto, ma non solo. E se da un lato aumentano le prenotazioni, tornano i turisti americani, insomma le previsioni sono per una stagione estiva con i numeri davvero confortanti, dall'altra però c'è un problema, che questi turisti vanno in qualche modo accolti e manca la materia prima, che è la risorsa umana. Di che numeri parliamo, Presidente? A oggi, allora, premesso che ogni azienda sa quante figure gli mancano, però se facciamo un calcolo non più di tanto spannometrico, ma credo che un 30% delle figure in questo momento, 27-28 di marzo, quello che è, mancano. Speriamo di riuscire al 100%, purtroppo difficilmente ci arriveremo perché già non ci eravamo arrivati l'anno scorso. Auspico in qualche decimale che si avvicini alla piena occupazione, diciamo, però penso che comunque quest'anno sarà una stagione come l'anno scorso, se non peggio. Allora il problema qual è? Il problema è che operiamo in un settore che, come lei ha giustamente osservato, ha una richiesta e una domanda in questi anni poi post pandemia spasmodica, perché gli italiani hanno riscoperto l'Italia,
Gli italiani non hanno tanta voglia di andare all'estero, per cui si stanno avvicinando alle nostre località turistiche, intendo a tutto tondo, nel senso spiaggia, montagna, città d'arte e via, terme. E il problema è che a questo punto, se noi non siamo in grado di garantire i servizi, perché un albergo, signori, non è un baraccone, un edificio privo di anima, un albergo è servizio. Voi tornate in un albergo magari che non è il più bello del mondo, ma nel quale siete serviti e riveriti bene, non tornate in un albergo bellissimo, magari di quelli da cartolina, nel quale non vi sentite trattati bene. Quindi il servizio è un punto di forza da sempre dell'hotelleria italiana e se mi consentite, veneta in primis. Se noi non siamo in grado di garantire i servizi, cosa succede? Il professionista serio cosa fa? Che sia un albergatore o che sia un ristoratore. Il ristoratore, se gli mancano delle figure di camerieri, per esempio, invece di occupare 50 tavoli, ne occupa 35. L'albergatore, ed è già successo l'anno scorso, tiene un piano libero perché non è in grado di garantire le pulizie in quel piano libero, conseguentemente perdiamo fatturati e questo è chiaro, dispiace per il singolo albergatore, ma è un concetto, qui dobbiamo mettere un concetto di regione, visto che parliamo in ambito regionale, ma anche nazionale. Non possiamo permetterci di avere un'azienda. Voi vi immaginate un'azienda, prendo la Fiat per esempio, che ha domanda per 2 milioni di automobili ma riesce a produrne solo 1,5 milioni? È una situazione inconcepibile. Allora è ora, questo trend ormai sta andando avanti da molti anni, ce ne siamo accorti, devo dire, con un certo ritardo, perché il trend in realtà, per quel che riguarda gli italiani e il lavoro nei nostri settori, è già 20 anni che è in declino progressivo. I primi 10 anni però, quindi fino a una decina di anni fa, riuscivamo a impattare la situazione, soprattutto qui noi nel Veneto, con i rumeni, con i croati che venivano volentieri a lavorare a noi, chiaramente avevano degli stipendi maggiori che a casa loro. Oltretutto tenga presente che per lavorare nel nostro settore, io faccio sempre questo esempio, ad andare a raccogliere le fragole posso andarci anch'io, non ci vuole una professionalità specifica. Non occorre al limite saper parlare l'italiano. Noi abbiamo bisogno di gente che al minimo parli italiano, meglio se anche l'inglese benino e anche il tedesco è ben accetto. Ma abbiamo bisogno di professionalità, non possiamo pensare di mettere in un albergo a fare le pulizie una persona che non sia formata per fare le pulizie come vanno fatte oggi come oggi in un albergo o in un ristorante. Non possiamo pensare di mettere un cameriere in sala che non sa portare piatti e soprattutto che non sa rispondere alle esigenze del cliente, perché questo significa scadimento del servizio e disaffezione conseguentemente della clientela. È per questo che lei, Presidente, mi perdoni se la interrompo, ha in qualche modo bocciato il click day del decreto flussi per quanto riguarda il settore del turismo? Guardi, al netto di ogni politically correct e ogni carineria e ovviamente senza nessuna offesa, ma se domani mattina io devo fare un click day nel quale mi arriva un lavoratore che arriva dalla Nigeria, faccio per esempio da Ghana, anche dall'India civilissima, ma che non sa parlare italiano, non ha mai fatto questo mestiere, io in albergo o in ristorante non lo posso mettere. Al massimo lo posso mettere a fare dei servizi di backstage, non a contatto con il pubblico, ma anche lì le difficoltà linguistiche emergono pesantemente, perché quando il cuoco si gira verso il lavapiatti e gli dice dammi la padella, questo non sa cos'è la padella, le dice. Allora, fuori di metafora, qui bisogna che cominciamo a pensare di andare a prendere lavoratori, primo, secondo me, dare la priorità ai paesi che hanno lingue simili. Le facevo prima l'esempio dei rumeni e dei croati. I croati per tradizione di antica occupazione veneziana prima e italiana poi, l'italiano bene o male in qualche modo lo impagliano su. I rumeni hanno una lingua di derivazione latina, per cui in una settimana un rumeno l'italiano impara a parlarlo. È inutile che ci sforziamo di prendere una persona che arrivi da paesi con lingue particolari, perché poverino
non si può pretendere che in una settimana, in un mese, in 3 mesi impari l'italiano. Ora, privilegiare questi paesi, privilegiare una sorta di immigrazione di ritorno, a me piace molto questa idea, perché per esempio in Argentina ci sono camerieri e cuochi, camerieri, tutto quello che può servire per un ristorante o per un albergo, preparatissimi, bravissimi e di origine alla lunga italiana. Se non sono di origine italiana, sono di lingua spagnola, e anche questi in una settimana imparano la lingua. Ecco, Brasile è un altro paese che potenzialmente potrebbe essere interessante sempre per questi motivi, posto che tutte le declinazioni europee di lingue simili, quindi la Spagna stessa, il Portogallo e la Romania, ahimè, questi hanno capito che se vanno in Germania a lavorare hanno degli stipendi che sono molto superiori a quelli italiani. Detto questo, devo precisare che non è che all'imprenditore tedesco il cameriere costi di più di quello che costa l'italiano. Il dramma è che mentre in Germania l'incidenza degli oneri fiscali è attorno al 30%, in Italia supera il 100%, per cui a parità di costo aziendale un cameriere tedesco costa 3.200 euro meta all'imprenditore tedesco e ne porta a casa 2.000 e passa. Il lavoratore italiano che all'azienda costa 3.100 euro ne porta a casa 1.500 stentati. E questo è il meccanismo che fa sì che dei ragazzi che vengono qui in Italia a lavorare lo fanno il primo anno, al secondo si informano, vanno in Inghilterra, vanno in Germania. Presidente, io intanto la ringrazio, però le darei appuntamento tra qualche mese, quando la stagione sarà effettivamente ormai all'avvio, per capire sia dal punto di vista delle prenotazioni, perché insomma le previsioni, me lo confermi, sono buone, sia per Pasqua che per l'estate. Io lo confermo assolutamente, sarà una Pasqua in gloria e sarà, al netto di putinate varie, ecco, al netto di eventi ovviamente internazionali che sfuggono al controllo, sarà una Pasqua in gloria, sarà una stagione in gloria per tutti i settori. E allora torneremo a fare un bilancio un po' più preciso e soprattutto cercheremo di capire se questo gap, questo 30% di personale in meno che viene a mancare nelle strutture ricettive, ma non solo, per la stagione estiva, si sarà in qualche modo colmato. Faremo un bilancio un po' più aggiornato. Intanto la ringrazio davvero tantissimo. Marco Michieli, Presidente Confturismo Veneto, gentilissimo come sempre, a presto e buon lavoro, Presidente. Grazie a lei e agli spettatori. Questa dunque è la situazione per quanto riguarda la prossima stagione estiva, un quadro completo fatto dal Presidente Michieli, ma adesso facciamo un passo indietro, torniamo alla giornata di festa di ieri, di festa per il centenario dell'aeronautica militare con l'aeroporto di Strana che ha registrato davvero un grande successo di presenze. Buongiorno al generale Giancarlo Iannicelli. Buongiorno a tutti. Tra pochissimo dovrebbe collegarsi anche il sindaco, la patrona di casa, il sindaco di Strana, per riportarci quelle che sono state le emozioni raccolte. Generale, c'è un bilancio di quante persone scolaresche, famiglie, semplici cittadini sono arrivate di Strana ieri? Intanto questo sta a significare dell'affezione, della passione che c'è dei cittadini, dei trevigiani e non solo, verso l'aeronautica in generale e verso il 51esimo stormo. Chi è stato ha visto parcheggiate auto nei campi anche a 3-4 chilometri. Lei sa, Francesca, che c'è un po' di pigrizia, ormai si vorrebbe andare a prendere pure il caffè in macchina senza scendere, e invece persone che si sono fatte 3, 4, 5 chilometri per arrivare a vivere una giornata, qualche ora di clima aeronautico. Quindi questo è importantissimo, veramente è una cosa straordinaria. Questa affezione lascia commossi un po', sta a significare che veramente l'aeronautica è un'arma veramente, una forza armata di tutti a disposizione, con i cancelli aperti quando è possibile, dare la possibilità di vivere questo momento. Veramente quante persone, tantissime, se pensiamo poi ieri cadevano i 100 anni, quindi l'anniversario, il centenario, ed era di martedì, di mattina tutta questa gente, sicuramente più di 30.000, perché poi si sono succedute quasi tutta la giornata.
pensiamo solo se cadeva l'anniversario di sabato e di domenica, è stata veramente una cosa straordinaria, di questo ne siamo e ne sono tutte orgogliosi tutti gli appartenenti alla Forza Armata. A quelle persone presenti poi di persona si aggiungono chi ha seguito la nostra lunghissima maratona, la nostra diretta che ha portato chi era a casa all'interno in qualche modo virtualmente dell'aeroporto di Strana. Buongiorno Sindaco, buongiorno al Sindaco Maria Grazia Gasparini, prima cittadina di Strana, buongiorno. ben ritrovata. Buongiorno. Sindaco, la soddisfazione del generale Iannicelli, la soddisfazione anche sua per questo successo, insomma era prevedibile sulla carta proprio per le ragioni che ha elencato il generale. Infatti saluto il generale Iannicelli, ci siamo visti proprio ieri, ovviamente all'interno della manifestazione. È stata una giornata di grande festa, questo centenario dell'aeronautica, e come si diceva la gente è arrivata veramente con una grande folla, un grande entusiasmo e bellissime le attività, quindi le attività di volo, ma anche la presentazione un po' anche di tutto quello che ruota intorno all'aeronautica, quindi tantissimi gli appassionati con i modellini, chi con i simulatori, le code per provare, ecco, anche questa ebbrezza dei simulatori. Insomma, è stata veramente una giornata di grande festa e siamo tutti orgogliosi, davvero. Ovvio che io come sindaco di Strana ogni volta che ci sono insomma queste attività, visto il rapporto di grandissima amicizia che abbiamo ovviamente con il 51esimo Stormo, vedo questa apertura che c'è nei confronti del territorio ed è, ecco, una cosa stupenda assolutamente, quindi è stata una giornata, ecco, vediamo anche la Ferrari della famosa sfida diciamo del 1981, anche questa è stata presa d'assalto, abbiamo visto sui social tutti che postavano poi questa foto mitica, ecco. Generale, sì, sono arrivati da Strana, ma sono arrivati tantissimi da ogni parte del Veneto e forse anche da fuori regione, perché poi l'aeroporto di Strana rappresenta un punto di riferimento per la nostra aeronautica a livello nazionale ma anche a livello internazionale, soprattutto in questo momento di tensioni internazionali. Un reparto senz'altro di punta, uno dei reparti più anziani, storico, perché l'aeronautica ha festeggiato 100 anni, il 51 festeggia il 1° ottobre 84 anni, quindi ha vissuto, quindi fu fondato, diciamo costituito il 1° ottobre del 39 su Ciampino, sull'aeroporto di Ciampino, quindi ha vissuto tutte le vicende anche negative del nostro paese, quindi ha partecipato al secondo conflitto, ha partecipato alla crisi che c'è stata nei paesi dell'ex Jugoslavia, all'Afghanistan, alla Libia, quindi veramente è stato sempre presente. In più svolge un ruolo importantissimo adesso di protezione, protegge lo spazio aereo un po' di tutto il nord insieme a un altro reparto verso ovest, ma addirittura della Slovenia. Quindi è un reparto di punta. Vorrei dire poi che nell'aeronautica veramente bisogna dire che il mezzo aereo, se pensate che 1903, 1904, 1905 i primi balzi, direi, a canguro di una macchina che si alzava da terra, dopo 60 anni nemmeno siamo andati sulla Luna, quindi un progresso tecnico spaventoso. E ancora adesso dobbiamo pensare, tante volte pensano il mezzo aereo, diciamo le conquiste tecniche che si fanno, gli sviluppi tecnici sul mezzo aereo trovano sempre applicazioni, sono l'applicazione poi in 1000 altri campi, dal campo automobilistico alla sicurezza, medico, quindi è proprio l'avanguardia e quindi appassiona perché in continua, pur come dire, rispettando le tradizioni, ma in continua evoluzione, ma veramente giornaliera. C'è stato uno sviluppo, ripeto, io qualche anno che sono fuori, già, come dire, sono fuori gioco, perché è veramente, se vediamo come si vola adesso, come deve agire il pilota, ma rispetto a 15 anni fa, no rispetto insomma a 1000 anni fa, è una cosa completamente nuova. E io voglio, veramente abbiamo del personale anche, come dire, di volo, piloti, tecnici che sono veramente straordinari perché sono chiamati veramente a usare un mezzo tecnico modernissimo, delicatissimo,
complicatissimo, costosissimo e veramente danno tutto. Quindi questo va veramente a orgoglio di tutti noi, di tutta la nazione, di tutto il Paese. Abbiamo parlato della difficoltà in diversi settori del cambio generazionale generale. Per l'aeronautica c'è questo o il fascino proprio di essere alla guida di questi mezzi continua ad attirare i ragazzi? Certo, c'è comunque, non c'è problema di arruolamento. Perché le richieste sono sempre tanti e c'è un continuo addestramento, quindi però diciamo, il problema è anche economico, ma mi permetta Francesca di dire che è stato bello, molto bello, a me è piaciuto molto anche l'apertura alle donne. Noi qualche anno fa c'è qualcuno, d'altronde in un posto dove sei sempre uomini c'è stato un certo, e invece le donne, ma io sapevo con la professionalità, con la forza, con la sensibilità delle donne, infatti abbiamo anche a Treviso, a Istrana, dei piloti donna che vivono e che pilotano l'Eurofighter, quindi sono veramente straordinari, stanno dando un esempio. Poi Istrana, ricordiamolo, è un orgoglio per me che ho seguito, è stato un piccolo tutor qualche mese a Samantha Cristoforetti, che era pilota del 51esimo Storm ed è partita dal 51esimo Storm per andare nello spazio, quindi questa è un'altra pedina importante per il 51, insomma, e tanti altri personaggi. Sindaco, solamente il nome di Samantha Cristoforetti così fa illuminare gli occhi di tutti, pensando poi a dove... Che fu premiata pure, dai, esatto. Il sindaco precedente, a dire il vero, fu premiata, gli dettero subito un riconoscimento, all'inizio ancora doveva andare, però già riuscire a vincere una selezione di 8.000 donne, insomma, era già, stava, se poi io l'ho vissuta da vicino, quindi avevo visto... anche, no, certo, ma avevo visto metteva pure un po' di suggestione, tanta era la preparazione di una donna straordinaria veramente. Ecco Sindaco, appunto questo rende ancora più orgogliosi per quel rapporto tra Istrana, il territorio di Istrana e comunque il mondo del volo, che ha radici molto molto antiche nel passato. Assolutamente sì, infatti ad Istrana già durante la Grande Guerra, quindi la Prima Guerra Mondiale, era presente un campo di volo che è stato tra l'altro quello da cui si è combattuta poi la battaglia cosiddetta aerea di Istrana, che è stata ricordata anche in una copertina della Domenica del Corriere, e quindi diciamo che è stata la più importante proprio della Prima Guerra Mondiale. In quel momento ovviamente parlavamo di aviazione, non c'era ancora l'aeronautica, però ecco, sicuramente è stata una descrizione importante, ecco, di un ruolo che ha avuto l'aviazione in quel momento. E successivamente nel 1954 appunto è stata poi creata questa base che attualmente ospita il 51esimo Stormo, e quindi è stato veramente un rapporto storico e credo indissolubile, ed è stato bellissimo anche perché ovviamente mentre magari all'inizio ci possono essere state le problematiche relative, no, alla costruzione e realizzazione di questo aeroporto, anche rispetto magari al territorio, poi insomma si narrano queste belle storie, no, di queste famiglie che sono nate proprio dal connubio poi tra chi arrivava all'interno della base, ecco, e le ragazze del luogo, e quindi sicuramente, ecco, buona parte delle nostre famiglie, ecco, hanno avuto anche queste belle origini e sono assolutamente collegate anche con la base, ecco. Insomma, vediamo come la vita del comune di Istrana ruoti proprio intorno. Io ricordo, generale, durante le missioni che lei ha ricordato, come proprio i cittadini, chi passava, si fermasse durante naturalmente i decolli degli aerei, la partenza per le missioni, si fermassero, c'erano, ricordiamo, le code di auto ferme per vedere questi, proprio perché questo affascina, continua ad affascinare nel tempo, nonostante poi si pensi a scenari di guerra, però il mezzo aereo di questa portata e poi con le tecnologie che lei ha ricordato continua comunque ad attirare l'attenzione dei piccolini ma anche degli adulti, assolutamente. La Sindaco ricordava giustamente la battaglia di Istrana, ma al di là dei 100 anni noi dobbiamo ricordare che il nostro territorio ha dato gli albori dell'aeronautica. Guardate, ricordava
campi di volo, perché era un prato erboso, un prato così, e si atterrava, si partiva qui all'ippodromo attuale di Treviso, ma in tanti altri posti. Quindi il volo veramente è nato nelle nostre zone, quindi c'è anche un motivo storico, a prescindere dagli stormi. Quindi c'è questo legame che è nato, poi perché ci sono gli alpini con tanto di rispetto, ma guardate che la Marca è essenzialmente una marca aeronautica ma per la presenza anche dei reparti, perché ricordiamo il 51 che è lo stormo attuale, ma negli anni precedenti con un numero anche maggiore di persone c'era il 51esimo stormo, il secondo stormo, il 16esimo stormo, che insistevano tra Treviso e Istrana. Poi ha ragione il sindaco all'inizio, io ho avuto modo di parlare, nel 53, nel 54, naturalmente la creazione di un aeroporto così ha dato vita a espropri, quindi ha creato delle tensioni, però la soddisfazione è stata che quando ero in servizio abbiamo parlato con tantissimi trevisani nel mondo, no? Che hanno ringraziato perché sono stati costretti veramente, perché siamo terre agricole, certo. Sono stati costretti però ci hanno ringraziato, ma tantissimi, mi creda Francesca, dicevano c'è stata questa occasione per uscire un po' da tra virgolette da una gabbia, e personaggi di grande successo, ma in America, in Centro America, in Sud America, al Nord, veramente. Quindi vedete che in ogni cosa, comunque chiaramente Treviso il 51esimo è scindibile a Istrana dal 51esimo, giustamente ricordava, era una roba simpatica, arrivano centinaia di ragazzi a 20 anni, 19 anni, chiaramente tutti, e poi creano famiglie, ma questo è bello, no? Creano veramente famiglie solide, e questo è inevitabile, però è anche bello perché è un ambiente giovane. Ecco, a me è piaciuto perché ho avuto sempre qualcuno che dice sei vecchio, ma guarda che io sono stato sempre 40 anni, 42 anni, sempre con i giovani, perché c'è il ricambio continuo, poi allora c'era la leva, quindi pensate centinaia e centinaia di ragazzi che ogni anno, ogni mese quasi entravano in aeroporto, e quindi c'era questo rapporto e questo aggiornamento continuo. Quindi eravamo e siamo costretti a rimanere giovani. Sindaco, ci saranno altri eventi in occasione del centenario? Comunque ci sarà modo nel corso dei giorni di mantenere aperto questo canale di comunicazione? Assolutamente sì, infatti voglio sottolineare che in collaborazione appunto con l'Aeronautica e il 51esimo stormo avremo un concerto della fanfara, ecco, dell'Aeronautica Militare a maggio, l'11 di maggio in Villa Lates, a Istrana. Anche Villa Lates fu all'epoca insomma anche un ospedale da campo durante la prima guerra, per cui ecco tutte le cose tornano poi anche a livello storico come legami importantissimi, e quindi poi ci saranno altri Open Day ovviamente del 51esimo già in programma, e tutto questo proprio per continuare in questa apertura che devo dire però come istituzione c'è sempre stata da parte ecco della base, ed è importante far conoscere, come diceva prima anche il generale Iannicelli, la finalità primaria insomma che è quella della nostra difesa aerea, e quindi la passione poi nasce e viene comunque coltivata anche nelle collaborazioni, negli ingressi in base anche dalle scuole. Ecco, è un punto molto importante che viene portato avanti anche attraverso l'associazione Arma Aeronautica, che è capillare sul territorio, avvicinare i ragazzi a questo mondo così affascinante e anche così importante. Sì, quindi tanti gli appuntamenti in programma. Infatti la presenza, cosa ricordava giustamente la sindaca, è stata bellissima perché c'erano centinaia, come abbiamo tutti potuto vedere, centinaia e centinaia di ragazzi entusiasti, no? Quindi veramente questa vicinanza crea poi la passione. Voglio dire l'ultima cosa a proposito, Francesca, lei ricordava veramente che a prescindere, per esempio l'ultima prova delle frecce tricolori prima di iniziare la stagione a Rivolto, la fanno a Treviso, a Istrana, è una manifestazione perché è una prova a cancelli chiusi, però ricordava che non è che un recinto, si mettono fuori, la gente controlla veramente, e infatti ci si deve predisporre sempre prima della prova perché inevitabilmente si formano le file. Ultima cosa,
ecco, il fatto che Treviso è importante, quanto sia importante in aeronautica nell'Arma Azzurra è data dal fatto che proprio in occasione del centenario, al di là delle tante manifestazioni, hanno scelto 5, 6, 7 città in cui fare le mostre, e quindi Treviso è stata una di queste, un grande orgoglio, perché non è una città grandissima, però tra Milano, Roma, Treviso. Perché? Perché proprio è storica la presenza dell'aeronautica. A settembre c'è una bellissima mostra nazionale itinerante che sarà ospitata, naturalmente di questo ne sono orgoglioso, al Palazzo dei 300 per molti giorni, quindi quello sarà un ulteriore. Poi naturalmente l'esposizione, guarda, le dico, quando esponiamo un velivolo in piazza, è stato rilevato, l'ultima volta è stato, come dire, l'oggetto più fotografato, quindi la passione continua e aumenta pure, fortunatamente. Ultimissima domanda per entrambi. Sindaco, l'ultima domanda a lei. Avere l'aeroporto di Strana, avere l'aeroporto militare è motivo di orgoglio per i cittadini di Strana, e anche se appunto spesso viene collegato a scenari di guerra, però questo non incute dei timori, ma anzi è proprio un motivo, perché si sa che la loro missione è quella di difendere la nostra e l'altrui incolumità. È esattamente così, infatti, perché ovviamente in certi periodi, no, ci si pongono anche dei dubbi, ma c'è una massima trasparenza, e poi sappiamo appunto che questa è la loro finalità, ed è stata spiegata proprio molto chiaramente anche durante questi momenti, insomma, anche dal comandante, il colonnello Chiadroni, che dice appunto è una difesa ed è a vantaggio della nostra sicurezza, per cui ne siamo consapevoli tutti e vediamo quindi la base come un qualcosa che anche ci protegge, ci coinvolge ed è vicino a noi. Generale, un orgoglio che va curato pensando ad altre occasioni del genere. Certo, ma guardi, giustamente dal punto di vista giornalistico, gli aerei fanno rumore, c'è qualche disagio che peraltro ormai ci si è abituati, però un'occasione per Istrana. Io ricordo la folla che c'era quando 2 volte stazionò in andata e ritorno Papa Ratzinger, quindi un'occasione per le persone di Istrana di vedere, senza andare il Papa, mi creda, centinaia, migliaia di persone con le lacrime perché passava il Papa, ma presidenti della Repubblica, quindi è anche un momento che, come dire, i cittadini di Strana dice vabbè, abbiamo l'aeroporto, però abbiamo tante occasioni che se no non ci sarebbero, chiaramente. Quindi è tutt'uno. Io ho detto che veramente ho rilevato che è tutt'uno, Istrana con il 51 e il 51 con Istrana, ma l'allargherei poi, il 51, l'aeronautica militare con tutta la marca trevigiana e la marca trevigiana per l'aeronautica. Grazie davvero al generale Giancarlo Iannicelli, grazie al sindaco di Strana Maria Grazia Gasparini per averci fatto rivivere attraverso le vostre emozioni quelle che sono state le emozioni vissute ieri all'aeroporto. Grazie ad entrambi e a disposizione per altri eventi che porteranno i cittadini a conoscere meglio questo patrimonio che è l'aeronautica militare. Grazie ad entrambi. Buon lavoro, adesso noi andiamo avanti con la cronaca. Continuano le ricerche del 67enne scomparso da Isola di Torre, pompieri e protezione civile al lavoro con 3 mezzi per ritrovarlo. Stanno continuando le ricerche di un uomo di 67 anni scomparso da ieri mattina. L'uomo era uscito dalla sua abitazione di Isola di Torre, era solito, come riferito dalla famiglia, a passeggiare lungo il fiume alla ricerca di erbe selvatiche. Non vedendolo tornare, il figlio dell'uomo ha iniziato a perlustrare in bicicletta tutto l'argine fino alla chiamata ai carabinieri di Cadoneghe, che hanno attivato insieme alla prefettura il protocollo per le persone scomparse. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso lungo la passerella tra Torre e Cadoneghe. 3 mezzi dei pompieri più la barca con ecoscandaglio, unità cinofile e protezione civile comunale. Come base d'appoggio è stata utilizzata la piazzetta Sant'Andrea davanti alla chiesa, che rimarrà a disposizione dei mezzi di ricerca e di soccorso per tutta la giornata di oggi. E adesso cambiamo argomento e saluto il direttore dell'ACI Treviso, Angelo Raffaele Centola. Ben ritrovato direttore, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti e a tutti i telespettatori, buongiorno.
Allora, direttore, sempre più spesso, guardando il bilancio dei controlli sulle nostre strade, naturalmente indirizzate alla sicurezza stradale, perché poi avremo anche tempo per fare un appunto su quella che è anche il vostro impegno per una sensibilizzazione contro gli incidenti stradali, emerge sempre più spesso, dicevo, dai bilanci di polizia locale, polizia stradale, carabinieri, la presenza di automobilisti che guidano sprovvisti di assicurazione. Questo è un allarme che suona forte, perché poi sappiamo, e ce lo ricorderà lei, quelle che sono le conseguenze in caso di sinistro. Qualche dato? Sì, diciamo che ci siamo informati come ACI, noi diciamo che andiamo sempre alla fonte e le nostre fonti sono fonti ufficiali, tant'è vero che posso citare la fonte ANIA, che è l'associazione di imprese delle società di assicurazione, e ci danno dei dati molto, diciamo, interessanti, per non dire anche un po' problematici, nel senso che il dato ufficiale ANIA, soprattutto legato agli ultimi anni, parlo in maniera specifica nel 2021, a livello nazionale abbiamo oltre il 5,2% di veicoli su 45 milioni e mezzo di veicoli circolanti nella nazione italiana, il 5,2% di veicoli non assicurati. Se vogliamo fare invece una fotografia legata alla nostra realtà territoriale, quindi il Veneto, abbiamo dei numeri migliori, perché su circa 4 milioni di veicoli circolanti il dato che fa riferimento alla mancata assicurazione ci registra un dato pari a 104.000 chilometri, 104.000 veicoli, che fa riferimento a un 2,5%, quindi è un dato molto migliorativo rispetto alla media nazionale. Quindi diciamo che la problematica è sempre presente, ci sono vari fattori, naturalmente. Se andiamo a vedere dal 2015 fino al 2021 il dato si abbassa sia a livello regionale che a livello nazionale, perché passiamo a livello Italia da un 7,6% a un 5,2% e a livello Veneto andiamo da un 3,5% a un 2,5%, quindi sono dati che ci confortano. Naturalmente per chi non è assicurato è un problema legato anche all'utilizzo del mezzo per strada, che non è possibile anche dal punto di vista penale, perché chi non ha l'assicurazione diciamo attiva e in piedi rischia purtroppo anche delle sanzioni penali, perché come sapete benissimo condurre o guidare, come si dice più in maniera gergale, l'auto senza assicurazione costituisce un reato, perché la RCA, quindi la responsabilità civile legata all'auto, è una situazione, è una responsabilità obbligatoria, perché sappiamo benissimo che percorrere strade, percorrere tratti e percorrere autostrade sono delle attività pericolose, perché dobbiamo essere tutelati noi come automobilisti, ma naturalmente anche i terzi, che possono essere gli stessi automobilisti, ma possono essere pedoni, ciclisti, motociclisti e ciclomotoristi, e c'è anche un'ulteriore categoria oltre al pedone che si sta sempre più diffondendo, che sono i monopattisti. Quindi abbiamo delle situazioni legate al concetto di mobilità che devono essere assolutamente gestite nella maniera migliore. Si discute proprio spesso ultimamente, mi ha fatto venire in mente lei parlando proprio dei monopattini elettrici che vediamo sempre più spesso sfrecciare per le nostre strade, di una regolamentazione di questi nuovi mezzi, proprio per in qualche modo tutelare chi guida questo monopattino, ma anche nell'eventualità di un incidente terze persone. Diciamo che la regolamentazione dovrebbe andare in vigore dal prossimo anno. Naturalmente parliamo di soggetti che abbiano più di 14 anni di età, o anche più di 16 anni di età. Naturalmente i monopattini vengono utilizzati non solo dai sedicenni o anche dai 14 anni, ma vengono utilizzati anche da minori, e lì c'è il problema. Naturalmente noi siamo per una tutela di chi utilizza questo mezzo, e quindi il casco obbligatorio, piuttosto che la targa come il ciclomotore, piuttosto che anche una piccola polizza assicurativa che possa essere
tutelante per chi lo conduce e soprattutto per chi si imbatte in questi nuovi mezzi. Naturalmente il monopattino è un mezzo per la micromobilità, cioè nel senso per i piccoli spostamenti, e quindi questa situazione ha un'attitudine positiva dal punto di vista ambientale, però c'è una pericolosità, diciamo, insita, in quanto il conducente è un utente debole, in quanto non ha una copertura legata alla propria incolumità fisica, quindi ha un baricentro basso, e quindi ci sono delle problematiche molto delicate e molto importanti, soprattutto per quanto riguarda gli arti inferiori. Dobbiamo capire che anche il monopattino deve essere gestito nella maniera più corretta per tutelare la salute e la sicurezza soprattutto dei nostri ragazzi. Si è congelata la sua immagine, direttore, però la sentiamo comunque bene. Spero che si scongeli. Speriamo, noi comunque andiamo avanti. Lei ha ricordato, e la ringrazio per questo, quello che sono le conseguenze nelle quali può incorrere una persona che viene trovata nel momento di un sinistro, ma comunque durante dei controlli, sprovvisto di assicurazione. Se invece si è vittime di un incidente, dall'altra parte c'è un veicolo sprovvisto di assicurazione, che cosa succede per il malcapitato? Per il malcapitato succedono delle situazioni veramente incredibili, perché purtroppo la compagnia di assicurazione presunta non può intervenire, e naturalmente sarà poi il giudice a decidere quello che dovrebbe essere il giusto risarcimento per la vittima, perché purtroppo il problema è proprio quello, che nel senso che se non c'è un'assicurazione che tutela il causante incidente, quindi abbiamo due situazioni: c'è la vittima che non ha una tutela, ma poi naturalmente sarà il giudice eventualmente in una causa a valutare, diciamo, il ristoro del danno, e naturalmente anche chi ha causato l'incidente pagherà le conseguenze, non solo per quanto riguarda la vittima, ma anche per quanto riguarda il sinistro in genere, perché purtroppo, non assicurandosi, siamo dei soggetti che rendono e mettono in pericolo la incolumità dei terzi, quindi degli altri automobilisti o degli altri frequentatori della strada, ma anche mettiamo in pericolo noi stessi, perché purtroppo non facciamo un'azione dettata dalla normativa del codice della strada, che in questo caso fa riferimento e ha un collegamento molto specifico alla normativa penale. Direttore, c'è un aspetto che è emerso nell'ultimo anno, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, ed è un aspetto che è emerso parlando proprio con anche il mondo degli assicuratori, ed riguarda quei cittadini ucraini che sono scappati dal conflitto a bordo delle proprie vetture che sono sprovviste di assicurazione. Non so se c'è qualche casistica, o comunque come si interviene in questi casi, in generale anche per quelle che sono poi le auto magari straniere, ma nel caso specifico di una situazione naturalmente molto molto particolare. Sono casi che noi come Automobilcare Treviso ogni tanto ci capita, e naturalmente non sono gestibili nella maniera più facile possibile. Il nostro contatto con le forze di polizia è continuo, e naturalmente diamo sempre dei consigli affinché queste situazioni possano essere gestite caso per caso, perché purtroppo sono situazioni extra, che non sono preventivabili a livello normativo, anche perché l'Ucraina è un paese che non è un paese comunitario, quindi ha delle regole tutte particolari, e naturalmente noi cerchiamo di valutare caso per caso. Non è facile, ma ci avvaliamo di collaborazioni oppure di consulenze legate a queste situazioni, che possono essere le forze di polizia e nella fattispecie gli uffici della questura, oppure, perché no, anche qualche parere legale specifico di gente un po' più di professionisti un po' più esperti su questa materia. Però devo dire che siamo anche noi un po' in difficoltà.
Immagino nella gestione di questi casi eccezionali, perché è da definirli così. L'ultimissima domanda, perché continua ad essere congelata la sua immagine, ma insomma... Infatti mi vedo anche io, sono abbastanza fermo, quindi... Sì, però insomma la sentiamo la sua voce, quindi va bene così. Direttore, l'ultimissima domanda riguarda, lo dicevo in apertura, agli incidenti stradali, l'impegno che sta mettendo in collaborazione tutte quelle che sono i soggetti, gli enti in qualche modo interessati, e quindi pensiamo alle autoscuole, pensiamo all'ULSS, pensiamo alla provincia, pensiamo ad ACI, proprio sul fronte sicurezza stradale, per una sensibilizzazione a 360 gradi che coinvolga i più giovani per arrivare poi alle fasce più adulte della società, di chi insomma si trova in strada e in qualche modo può essere coinvolto, perché purtroppo il bilancio di questi primi mesi del 2023 per la Marca Trevigiana sono davvero pesanti e portano inevitabilmente ad una riflessione su come intervenire. Sì, noi come ACI siamo sempre, come dire, presenti e siamo sempre sul pezzo, e naturalmente abbiamo organizzato, abbiamo proposto alla cittadinanza trevigiana nello scorso dicembre un dibattito, una tavola rotonda sulla mobilità come dire, locale e sulla percezione del rischio, che ha riscosso un grande successo. Lo scorso anno abbiamo realizzato un'iniziativa insieme per la sicurezza con la nostra Commissione Mobilità, che ripetiamo, e questo sono molto contento, che ripetiamo il 19 maggio presso, diciamo, l'area dello stadio di Monigo, quindi via strada Cisole, angolo via dei campi sportivi, e faremo una giornata in cui invitiamo tutti gli istituti, ma anche chi di mobilità vive, quindi anche un pubblico un po' più adulto, oltre ai ragazzi delle scuole, a venire a trovarci, perché abbiamo delle attività molto pratiche. Vogliamo, come dire, praticizzare il problema dell'educazione stradale, della sicurezza stradale, perché è giusto parlarne, è giusto fare dibattiti, è giusto fare convegni, è giusto fare incontri, però è anche giusto, anzi è soprattutto più giusto, viverli e creare delle esperienze personali, affinché questi mezzi, che possono essere le auto, possono essere le moto, possono essere i monopattini, le biciclette, possono essere governati con questa esperienza concreta sempre meglio, e quindi questa situazione può scaturire come dire, una situazione più sicura, che possa salvare più vite, visto che in provincia di Treviso questa problematica è molto sentita ed è molto, come dire, purtroppo ciclicamente comunicata a tutta la comunità, che sinceramente ha questa problematica da risolvere, anche perché sono vite giovani e quindi è il futuro del territorio della provincia di Treviso, e questo è quello che più dispiace. Ricordiamo la data, l'8 maggio? 19 maggio, venerdì 19 maggio, dalle ore 9 alle ore 13. Allo stadio, nei pressi dello stadio Monigo. Sì, in collaborazione con tutta la Commissione di Mobilità e con tutte le istituzioni, e quindi con ACI Treviso, che fa da collante con tutte queste nostre proposte, perché vogliamo non solo parlarne, ma far vivere chi deve poi alla fine essere l'automobilista, il motociclista, il ciclomotorista o il monopattista o il ciclista di domani, avere quegli skill, quelle informazioni pratiche che possono essere utili alla sua esperienza di fruitore della mobilità futura. Direttore, grazie davvero per il suo intervento, grazie per averci chiarito molti aspetti. Naturalmente torneremo ad aggiornarci anche con lei. Grazie ad Angelo Raffaele Centro, direttore ACI Treviso. Buon lavoro direttore, a presto. Grazie davvero. E adesso continuiamo in qualche modo con la cronaca. Andiamo a Padova dopo l'incidente, dopo quel pezzo di cemento che si è staccato dallo stadio Appiani, finendo su un'auto, ferite mamma e figlia di 14 anni. Il Comune di Padova contro la ditta che sta eseguendo i lavori. Sarà avviata un'istruttoria insieme al nostro Francesco Rattai, che vedo in collegamento. Buongiorno Francesco, c'è l'assessore ai lavori pubblici Andrea Michalizzi. Buongiorno anche all'assessore, a voi la linea.
Buongiorno da Padova, siamo davanti alla gradinata dello stadio Appiani, dove ieri è successo che un calcinaccio della fase appunto dello stadio in demolizione della gradinata è caduto sul tetto di un'auto, ferendo lievemente madre e figlia che in quel momento transitavano lungo via Marghera, la strada che è alle nostre spalle. Siamo insieme all'assessore e vice sindaco Andrea Michalizzi. Cosa è successo ieri? Voi siete arrivati subito sul posto insieme all'assessore Bonavino. Sì, un fatto molto grave che non doveva accadere. Abbiamo immediatamente verificato l'accaduto. Il piano di sicurezza sottoscritto dal Comune prevede che durante quel tipo di lavorazione, quindi la demolizione di questo tratto di tribuna, la viabilità doveva essere chiusa ed era prevista anche una viabilità alternativa. Questo non è stato fatto e quindi è un errore di sottovalutazione da parte di chi svolgeva un lavoro molto, molto grave. Quindi noi intendiamo che i nostri lavori, i nostri cantieri, qui in questa zona ci siano le massime condizioni di sicurezza sia per chi lavora ma anche per le zone circostanti. Quindi adesso i nostri uffici stanno sviluppando tutto il lavoro perché questo continui ad accadere. Nel frattempo il cantiere è ripreso, la demolizione della parte superiore è terminata secondo le prescrizioni di sicurezza, quindi questo noi abbiamo ristabilito, il proseguire dei lavori con le condizioni di sicurezza sottoscritte, e questo ieri è venuto meno. Ecco, subito dopo il fatto la paura era che questo evento bloccasse i lavori invece non si sono bloccati, è stata aperta un'istruttoria da parte del Comune, un'indagine interna, diciamo. Quali sono le prossime mosse che porteranno alla riqualifica anche di questa zona? Ma la paura anzitutto per le due persone coinvolte, una madre, una donna e una ragazza che per fortuna non hanno avuto conseguenze importanti. Immediatamente abbiamo ribadito l'attenersi alle condizioni di sicurezza sottoscritte dal Comune. I lavori quindi vanno avanti, proseguono con la demolizione della restante parte della tribuna, poi la ricostruzione, così come anche il progetto che è affisso nella recinzione mostra, la ricostruzione di una tribuna che sarà una collinetta che potrà ospitare fino a 200 spettatori, e poi la riqualificazione della strada con il verde, gli alberi, la ciclabile, lo stombinamento della Licorno e la sistemazione della strada. Bene, grazie al vice sindaco Andrea Michalizzi che ci ha raggiunto qua in via Marghera, e restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesco Ratai e grazie al vice sindaco Michalizzi. Allora nel prossimo servizio ripercorriamo la cronaca di quanto accaduto ieri mattina a Padova. Tra l'altro sul luogo dell'incidente è arrivato anche il padre, il marito delle due donne rimaste ferite, e l'abbiamo avvicinato. Il vetro del parabrezza sbriciolato, la sagoma del masso impressa nella carrozzeria dell'auto, il pezzo di cemento armato si è staccato durante i lavori di demolizione della gradinata dello stadio Appiani oggi intorno alle 14:30. Proprio in quel momento un'auto con madre e figlia a bordo stava passando. Le due donne ferite dalle schegge si sono messe in salvo e hanno chiamato i soccorsi. La ragazza, quindicenne, era appena uscita da scuola e insieme alla madre stava andando ad una visita. Per loro tanto spavento, come racconta il papà. Sono andato a prenderle all'ospedale, che sono uscite dal pronto soccorso, mi sembrava che stavano bene entrambi, quindi sono contento. Poi vediamo stasera quando va a letto un po' il trauma dopo, però mi sembra che a guardarle non hanno nulla. Tanto spavento. Tanto spavento, sì. La mia figliola, come dicevo al signore qua, non si ricorda nulla di quello che è successo. Bisogna accendere un cero al signore perché davvero qualcuno ci guarda. Il volo del masso è stato attutito dal tettuccio dell'auto e poi è finito sul parabrezza. Una questione di pochi centimetri, la caduta di quel pezzo di cemento avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Sul posto anche la polizia locale, che ha chiuso al traffico via Marghera, e i tecnici dello Spisal per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, durante l'abbattimento un grosso lastrone di cemento è iniziato ad ondolare, provocando un effetto fionda. Una parte si è staccata ed è finita sull'auto in corsa. I lavori di demolizione si sono subito interrotti
Infatti l'assessore Diego Bonavina è arrivato alla Appiani. Via Marghera doveva essere chiusa quando arrivavamo al bordo, non eravamo arrivati. Questa è una valutazione dell'impresa, faremo tutti gli accertamenti necessari per capire, insomma, ecco, questo sicuramente, perché, ripeto, stiamo qui a parlare in grande tranquillità, per fortuna, perché non è successo niente, perché insomma, poteva succedere qualcosa, quindi dobbiamo valutare le sicurezze. Il cantiere non verrà chiuso, domani mattina i lavori riprenderanno, mentre via Marghera verrà chiusa. Dopo un'incessante attività investigativa, gli agenti della squadra mobile della Questura di Treviso insieme agli uomini delle volanti hanno arrestato un cittadino romeno di 37 anni, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria italiana e di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità del suo paese. L'uomo è accusato di gravissime condotte persecutorie nei confronti dell'ex compagna che si sono sviluppate in continui appostamenti, pedinamenti, minacce reiterate di morte anche nei confronti della figlia minore della donna e ancora ripetuti messaggi e chiamate minatorie. L'apice si è raggiunto nella notte tra il 17 e il 18 febbraio quando il 37enne aveva dato fuoco all'auto dell'ex compagna parcheggiata sotto casa di quest'ultima. Gli accertamenti delle forze dell'ordine avevano permesso di recuperare una tanica di benzina e un coltello che l'uomo, dopo aver provocato l'incendio, aveva nascosto in un vicino casolare. Da quel momento sono scattate le indagini che hanno portato appunto all'arresto del 37enne avvenuto nell'appartamento di un suo connazionale. Ci fermiamo, c'è il meteo, poi la pubblicità e poi torniamo in diretta tra pochissimo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica stabile sul nostro territorio. Mercoledì 29 marzo sarà un'altra giornata asciutta. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, inizialmente con cielo sereno. A seguire sarà via via più nuvoloso e anche coperto verso sera, ma in genere senza piogge. Temperature in generale ripresa, minime tra 1 e 5 gradi, massime invece tra i 14 e i 17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità, specie sulla fascia prealpina. Sulla costa soffierà vento di libeccio. Temperature minime sui 3-6 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con qualche addensamento del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 17-18 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, insieme a me il dottor Alfonso Feis, medico di base, rappresentante dello SNAMI, il Sindacato Autonomo Medici Italiani. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Grazie a voi di avermi invitato. Lei ci ha raccontato quella brutta esperienza, insomma, di questa minacce di denuncia da parte di un suo paziente per una ricetta. Lei ce l'ha raccontato molto bene nei nostri servizi del telegiornale, che lei ha negato, ma perché queste sono le regole. E poi parlando è venuto fuori come purtroppo episodi di minacce, di richieste infondate non siano poi così rare, ma purtroppo sempre più spesso quelle violenze di cui abbiamo parlato all'interno degli ospedali si ripercuotono anche negli ambulatori della medicina di base, dottore. Certamente sì. Perché, mi verrebbe da chiederle, che cosa è cambiato nel corso degli anni? Perché si è inasprito il rapporto tra paziente e medico, che io ricordo negli anni passati, quando ero bambina, veniva visto come qualcuno che ti portava a star meglio e quindi qualcuno da rispettare totalmente. Noi saremmo la porta d'ingresso ai primi bisogni del paziente, no? Nel territorio, e quindi il paziente si dovrebbe rivolgere a noi
perché ha dei bisogni di salute, no? Poi noi indirizzare il paziente, fare un percorso diagnostico e terapeutico, no? E adesso invece la gente, perché magari ci sono le liste d'attesa, perché non riesce a trovare quando vuole l'immediata presenza del medico di famiglia, perché noi adesso è intervenuto anche il fatto che per carenza di medici abbiamo dovuto accettare, abbiamo voluto, non dovuto, un maggiore numero di pazienti, quindi questo crea logicamente per la possibilità di venire da noi nelle liste d'attesa, negli appuntamenti, una difficoltà e quindi la gente per questo protesta, perché vorrebbe avere tutto e subito. Il fatto è che la gente che ha un bisogno di aiuto ha sbagliato a dare contro, mettere il dito contro una categoria, perché io potrei spiegare quali sono le cause generali di tutto non è colpa vostra, ma c'è un problema all'origine dell'organizzazione. Di creare un sistema sanitario dove dovrebbe essere imperniato sulla telemedicina, anche sull'abolizione della, che è la linea anche del mio sindacato, delle, come si dice, della troppa burocrazia che abbiamo, delle note AIFA, di piani terapeutici, e poi implementare, anche se ci sono, ma non è nel sistema che vedo io, un servizio per la burocrazia, cioè segretarie formate, infermiera che faccia il suo ruolo di infermiera nell'ambito, cioè attualmente ancora siamo indietro, si è cominciato un percorso, ma non è quello, se non ci sono le linee guida su questo ognuno deve agisce da solo. Lei quanti pazienti ha più o meno, dottore, per far capire da casa di che portate partiamo? Intorno ai 2000. E quindi inevitabilmente diventa complicato, se ci mettiamo poi la burocrazia in mezzo, gestire, dare risposte rapide. Diventa complicato, ma ognuno di noi medici ha cercato di creare un approccio al proprio ambulatorio in modo tale che i pazienti possano capire, ma non sempre succede, proprio per quel discorso che ho detto prima, che molti pazienti vogliono tutto e subito. Lei pensi che a volte capita, spesso capita, che io ho gli appuntamenti presi attraverso un'app che si chiama mio.dottore e nonostante tutto i pazienti mi arrivano alla fine ambulatorio o durante le ore. A volte io dico, ma volete che io mandi via il paziente che ho qui, perché devo, cioè il vostro bisogno è uguale a quello degli altri, no? Colleghi che ci sono, quindi abbiate pazienza, io vi visito, anche se, qui faccio un punto polemico, anche se poi devo andare tardi, perché io finisco tardi, oltre al lavoro giornaliero che ho, poi devo ottemperare agli obblighi burocratici, alle richieste di ricette che devo mandare e quant'altro. No? E quindi queste attese alle volte si manifestano con violenza? Con reazioni inappropriate, leghiamo io bene, diciamo, violenza verbale, sì, ma il paziente ha un grande diritto che è quello, se io non gli vado bene, mi scusi questo modo così, cioè non è soddisfatto delle mie prestazioni, può cambiare medico. Però mancano i medici di base, dottore, questo è il grosso problema. C'è un cambio generazionale che viene sempre meno, soprattutto per quanto riguarda il vostro settore. Seguiamo il percorso che ho detto io, togliere eccesso di burocrazia, aumentare l'attività per i giovani medici che vengono al cospetto della medicina generale, cioè si rende meno gravoso il lavoro, si riesce a riscoprire quello che era la nostra funzione. È venuto meno quello che era il valore del medico di base di una volta. Lei ha detto è poco attrattivo per i giovani il nostro lavoro. Sì, è poco attrattivo perché i giovani vedono i contenziosi che abbiamo, le regole ferree che dobbiamo con la USL, con la regione, e poi il sistema di lavoro non ci vuole un ragionamento nuovo, per non impoverire il sistema sanitario bisogna rivedere questo sistema sanitario nazionale. Ci sarebbero le case di comunità, ma non è questo il momento per dire, perché anche lì io avrei dei dubbi sulla riuscita, perché dobbiamo avvicinare il paziente al medico e al territorio, quindi alle strutture, e noi riprenderci il nostro ruolo, il paziente imparare
che non è un supermercato il luogo dove va. Cioè io per anni ho cercato di capire che sempre c'è un bisogno dietro qualsiasi manifestazione anche rabbiosa del paziente, però dopo tanti anni adesso non mi si può dire per telefono mi faccia la risonanza magnetica, io ti devo vedere, devo condividere. Okay? Si è arrivati a questo punto, purtroppo io... Lei ha detto siamo arrivati ad essere, usi lei quella formula che ha usato... Spacciatori di ricette. Quindi siete considerati solamente degli scrivacchini che scrivono le ricette? Che vanno in privato, io posso anche condividere che qualcuno possa andare in privato, ma prima deve venire da me e dopo il medico specialista privato deve fare un'ipotesi diagnostico-terapeutica e siccome lui non ha il ricettario può mandarlo a me, io devo condividere, posso farlo rientrare nel sistema sanitario, cioè perché posso dire questa prestazione può essere fatta diciamo, da un chirurgo anche nel nostro sistema sanitario con una priorità adeguata in base al tuo problema e si va avanti, no? Il paziente vuole tutto e subito, va al privato, paga e poi vuole rientrare attraverso la risonanza o qualche altra prestazione presto e subito. Perché purtroppo c'è un problema di liste d'attesa che si sta cercando di recuperare, l'ha spiegato anche la Regione, accumulate durante soprattutto la pandemia, si sta cercando di velocizzare, però poi chiaramente quando ci si sente prospettare tempi lunghi per un esame si sceglie la struttura privata. Sì, lì è un problema anche di carenza di personale, è un problema anche del fatto che molti pazienti preferiscono per loro un problema grande e quindi vogliono farlo subito. Se avessero la pazienza di venire dal medico di base e ragionare con lui si può anche arrivare a questo, cioè a sistemare le cose. Ma nonostante questo lei, dottore, che sarebbe in età pensionabile, ha deciso di... Sono in età pensionabile, io diciamo vado in pensione a settembre. Dovrebbe andare in pensione. Dovrei andare in pensione e ho fatto la domanda in base alla legge di 1000 proroghe che prevede che per 2 anni ancora il medico pensionando può continuare, ecco. E quindi sto aspettando la risposta, ho mandato un protocollo, e sto aspettando la risposta dalla Regione, sì, della USL. No? È pronto per altri 2 anni a restare accanto ai suoi pazienti? Sì, sperando che le cose cambino, nel senso che ci possa essere un nuovo rapporto medico e paziente, che ci tolgano un po' di questa burocrazia. No? Voi avete chiesto proprio come sindacato un incontro con la Regione? Sì, sono 2 sindacati, perché c'è un sindacato maggioritario che è la FIMIG, che è soltanto in stato di agitazione, altri 2, SNAMI e SMI, diciamo, hanno fatto una convocazione al Plaza di Limena a Padova, dove si è deciso lo sciopero nei giorni e si è dato tempo alla Regione di darci una risposta. Sembra che il nuovo direttore generale della sanità regionale abbia compreso, però aveva preso a cuore questa nostra iniziativa e ci presto, si spera. Voi avete posto un limite che è il 2 aprile per questa convocazione? Sì. Quindi se entro il 2 aprile non dovesse arrivare la convocazione siete pronti allo sciopero? Ci sono le date che verranno pubblicate, poi verranno messe negli studi, però noi dobbiamo garantire la nostra disponibilità telefonica al paziente e i pazienti che sono terminali, problemi oncologici, malati gravi a casa, quelli non gli mancherà la nostra assistenza. Mentre per gli altri studi chiusi, quindi se lo sciopero scatterà ci sarà... Studi chiusi, perché la Convenzione nazionale dice che il medico, anche negli altri giorni, reperisce le telefonate, le richieste dalle 8 alle 10 per le urgenze. Le altre cose che possono essere meno importanti, si può visitare il paziente entro la giornata successiva. Quindi insomma da metà aprile più o meno le date dovrebbero essere quelle. Circa 12 potrebbe, se non dovesse arrivare una risposta della Regione, alla Regione voi chiedete questo in poche parole, quindi di l'abolizione della burocrazia, okay, principalmente dei piani terapeutici e che ci sia una rivisitazione del sistema. Lei che è da parecchi anni che fa questo lavoro, sì, come ha visto cambiare la sanità e dove dovrebbe andare la sanità, dottore? Cioè, la sanità dovrebbe, come dicevo prima,
avvicinarsi molto di più al cittadino, no? Cioè, garantendo al cittadino la possibilità di essere visitato dal proprio medico e di continuare poi il percorso che il medico di base, che è il primo diciamo, ingresso nella sanità territoriale. Ecco. Ci siano le strutture, oggi come oggi, con queste innovazioni che ci sono tecnologiche, è necessario che ci sia anche per il medico la possibilità di fare il suo lavoro clinico e di lasciare alle persone, cioè alle segretarie, alle persone formate, l'altro carico che fino adesso è nostro. Serve un investimento chiaramente per tutto questo. Ci vuole un investimento, sì. E poi a livello regionale, ma anche, tornando al tema della carenza di medici, una riorganizzazione anche a livello nazionale, perché sappiamo il problema poi della carenza per quanto riguarda voi, ma poi ci sono tantissime altre specialità che hanno bisogno di un ricambio generazionale. Per quanto riguarda la carenza di medici, la mia è più che un'idea, una posizione, e la possibilità, se venisse accolta, perché è già prevista nell'ambito della possibilità di andare in pensione fra 2 anni, okay, che mi capita a me, l'ENPAM, che è il nostro ente previdenziale, ha fatto una proposta del tipo che noi possiamo continuare a esercitare dandoci il 60% del nostro stipendio, no? E il 40% di pensione che ci spetterebbe quando andiamo in pensione, quindi 60 più 40. La parte che manca, darla al medico che può essere con noi, quindi seguire il nostro percorso, seguire i nostri pazienti, e dopo, quando io andrò in pensione, un affiancamento che può aiutare a non lasciare, come sta succedendo in questi periodi, che ci sono zone carenti che non sono, se non aumentando il numero dei pazienti per ogni medico. Se aumenta il numero, oppure i pazienti sono costretti, abbiamo un caso di una telespettatrice che proprio ci ha chiesto, per quanto riguarda la realtà trevigiana, a fare anche 15 km per raggiungere il primo medico di base. Questo per le persone anziane pensiamo essere un problema non da poco, quindi va proprio ragionato e ristrutturato tutto quanto il sistema, dottore. Io, tornando al discorso di prima, vorrei dire, per quanto mi riguarda, il mio lavoro e il mio tipo di approccio, come i pazienti possono contattarmi, diciamo, ed è anche appeso sulle finestre del mio studio, no? Allora, i pazienti che hanno bisogno, che stanno male e chiamano, e magari perché è intasato il telefono non riescono, ma devono stare male, pazienti con problematiche cliniche e non problematiche burocratiche, hanno una mail a cui che noi in giornata, entro 24-48 ore, rileviamo, leggiamo, e se c'è possibilità io ho degli spazi nell'orario degli appuntamenti. Se vogliono una prenotazione, c'è un'altra app che si chiama Mio Dottore, ma molti lo sanno. E per quanto riguarda, e poi c'è anche la segretaria che risponde, per gli anziani che erano abituati col sistema vecchio a mettere la richiesta nella cassetta della posta, quello sì, perché poi noi li prendiamo. Le ricette vengono inviate, almeno quelle del sistema sanitario, quelle mutuabili, vengono inviate alle farmacie. I sistemi ci sono, il sistema è stato facilitato, ma la gente fa cattivo uso. E non ha la pazienza di aspettare. Non ha la pazienza di aspettare. Mi chiedono ricette su un sito che non va bene, su WhatsApp, a tutte le ore. Cioè, e diventa complicato. Ma a me non vuole essere un'accusa verso i pazienti. Per fortuna sono uno sparuto gruppo. Ecco, vorrei che non venisse da questa trasmissione l'idea che io ce l'ho con i pazienti, perché no. Assolutamente, cioè, assolutamente. Però insomma, l'aiuto di tutti per facilitare il vostro lavoro. L'aiuto di tutti. Allora, dottore, vediamo se entro il 2 aprile arriverà questa risposta della Regione, altrimenti per quanto riguarda SNAMI e un'altra... e lo SMI, insomma, per i medici che aderiscono a queste sigle potrebbe scattare lo sciopero, quindi la chiusura degli studi medici, salvo per quelle categorie insomma, che lei ci ha ricordate, per le quali l'assistenza
l'assistenza è naturalmente garantita. Dottore, intanto io la ringrazio, magari torneremo ad aggiornarci per capire come evolverà la situazione in questo confronto che voi chiedete con la Regione Veneto. Grazie al dottor Alfonso Feis, medico di base del sindacato SNAMI. Grazie dottore. Noi andiamo avanti con la cronaca e stop alla produzione di cibo sintetico in Italia. Lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, una vittoria anche di Coldiretti. Ne parla il direttore di Vicenza Simone Ciampoli insieme al nostro Daniele Garbin. Buongiorno ad entrambi. Sì, buongiorno, grazie della linea, grazie da Vicenza. Siamo nella sede della Coldiretti, siamo in compagnia con il direttore Simone Ciampoli in un giorno speciale, insomma, per Coldiretti ma anche per l'Italia. Parliamo all'indomani dello stop che è stato dato dal governo proprio alla produzione del cibo sintetico. Una battaglia di Coldiretti. Sì, una battaglia di Coldiretti, una grande giornata per noi, perché su questo ci siamo spesi, una battaglia a beneficio dei cittadini, dei consumatori, ma soprattutto anche della trasparenza e della tipicità dei nostri prodotti e del nostro paese. Ecco, senta, è anche importante perché sul doppio binario si diceva non più cibo sintetico, ma anche vietato il mangime. Sì, è una diretta, se vogliamo, conseguenza e quindi una scelta saggia, intelligente, perché è chiaro che il mangime anche degli animali diventa poi dopo elemento che si trasferisce anche all'uomo, per cui ecco la doppio binario ben venga, fatto bene. Anche perché su questo, ricordiamo, col Coldiretti si era spesa, c'era una forte pregiudiziale sul cibo sintetico proprio in quanto tale, magari non come il cibo del grillo, ecco, la farina e tutti i derivati. Sì, assolutamente sì, sono due elementi diversi, uno trova gli elementi della naturalità indipendentemente dai gusti e sarà poi cittadino, l'altro invece trova gli elementi del laboratorio, dell'industria, della chimica, con tutti i dubbi ancora da capire e le incertezze sulla salute, per cui il principio di precauzione è essenziale. Ecco, abbiamo visto che il Coldiretti si è spesa molto, proprio anche con una raccolta firme massiccia per dare un segnale chiaro all'amministrazione. È una vittoria di tutti alla fine, comunque abbiamo visto il Presidente Meloni che si è poi stretto a Roma, la delegazione presente. Come valuta questo passaggio? No, una vittoria di tutti, una vittoria di Coldiretti anzitutto, che ha iniziato questa battaglia, ha raccolto oggi oltre 500.000 firme e anche sul territorio oltre 5-6.000 firme. Dall'altra parte però è una vittoria dei territori, dei comuni, delle province, che su questo hanno avuto la sensibilità e hanno voluto marcare in maniera forte la distintività della nostra nazione, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige. È un'affermazione che il cibo è elemento culturale, di storia e di tradizione a cui non ci intendiamo rinunciare. Ecco, diciamo che cos'è che si dice no, come era fatto questo cibo sintetico? Beh, noi diciamo no anzitutto alla produzione, alla trasformazione e commercializzazione su tutto il territorio nazionale di prodotti di laboratorio, che poi le tecniche produttive variano a seconda delle produzioni, perché parliamo di carne sintetica, parliamo di latte sintetico, parliamo anche di vegetali sintetici, essenzialmente produzioni di laboratorio, riproduzioni di laboratorio di cellule animali piuttosto che altro, coltivate in bioreattori, che poi dopo alla fine anche il saldo, se vogliamo, energetico, perché uno dei temi che qualcuno poneva è quello di dire, beh, insomma, questo consente di avere un saldo energetico migliore, miglior consumo di acqua, per cui tutela per l'ambiente, si sta dimostrando invece esattamente il contrario, perché la produzione di questi prodotti, ecco, chiamiamoli così, consuma invece tanta acqua, consuma tanta energia, emette anche tanta CO2, insomma, per cui ottima giornata. Ecco, allora direi con questa ottima notizia ringraziamo il direttore di Coldiretti. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie, con questo restituisco la linea. Grazie a Daniele Garbin, grazie al direttore di Coldiretti e una notizia di cronaca che arriva dal Trevigiano con un'operazione della Guardia di Finanza nel Montebellunese, nel mirino 3 aziende tessili ora sequestrate. Dentro i laboratori c'era un vero e proprio bazar della irregolarità. Assenza di estintori, di segnali per l'uscita di sicurezza e delle luci di sicurezza alle porte di emergenza, vie di fuga ostruite, mancata formazione dei dipendenti, scarse condizioni igieniche e lo smaltimento illecito di 20 metri cubi di scarti tessili accatastati in un box auto adiacente a uno dei laboratori.
Il blitz delle fiamme gialle del Comando Provinciale di Treviso con il supporto di Vigili del Fuoco, Spisal, Ispettorato del Lavoro e ARPAV, nonché il contributo dei comuni interessati, ovvero Crocetta del Montello, Cornuda e Giavera del Montello. I 3 opifici, che operavano sulla base di commesse ricevute da imprese locali, sono stati sottoposti a sequestro preventivo, mentre gli amministratori sono stati segnalati alla Procura per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per illecito smaltimento di rifiuti. Non basta. L'approfondimento della posizione dei laboratori ha permesso di accertare pendenze tributarie per 2 milioni di euro da parte delle 10 ditte, tutte amministrate da stranieri, che dal 2007 hanno gestito i 3 laboratori. Si tratta di vere e proprie imprese apri e chiudi che dopo essere divenute insolventi hanno trasferito personale e macchinari nella successiva impresa costituita ad hoc, che ha continuato a operare sempre nello stesso luogo con gli stessi clienti e fornitori, cambiando soltanto nome e partita IVA. Sicurezza a Vicenza, il sindaco Rucco propone di dotare la polizia locale di taser e body cam. I vicentini si dicono d'accordo, a patto però che il personale venga adeguatamente formato e controllato. Bodycam e taser sono 2 elementi fondamentali anche per le nostre polizie. Francesco Rucco, in prima linea nella lotta al degrado, punta ad elevare le condizioni di sicurezza degli agenti di polizia locale. Per questo ha proposto di ampliare il loro equipaggiamento anche con bodycam, la telecamera individuale indossata dagli agenti in servizio, utile per raccogliere prove e documentare gli interventi, e con il taser, la pistola elettrica già in dotazione da 1 anno a carabinieri, polizia di Stato e finanzieri. Cosa ne pensano i vicentini? Se utilizzata bene, sì. Penso di sì, che sia buona, una buona idea. Senz'altro qua c'è bisogno di sicurezza, di più. Se la pistola è come deterrente è un discorso. Certo che da qua arrivare come gli Stati Uniti, dove è un attimo che ti viene inteserata e ti prendi una cosa così. Io direi di sì. Cioè, con le dovute però garanzie, formazione adeguata, controlli successivi sull'utilizzo, perché si sa che dopo tutte le cose possono essere utilizzate in modo più o meno... Vabbè, è un addestramento, sapranno poi loro cosa fare, insomma, siamo nelle loro mani alla fine. Forse i vigili urbani un po' esagerato, però non saprei. Io sarei favorevole, soprattutto in certi luoghi della città, dove c'è lo spaccio e ce ne sono parecchi qua a Vicenza, perciò sarebbe anche per loro stessi insomma una maggiore sicurezza. No, non credo che sia una buona idea per risolvere il problema della sicurezza. Sarei veramente d'accordo, perché tante volte si accusano le forze dell'ordine di aver fatto azioni che non hanno fatto, almeno lì viene tutto ripreso, si vede anche in America le usano, perché no? Per loro è anche un senso di protezione anche per le forze dell'ordine, quando vanno a intervenire almeno c'è una testimonianza ben chiara. Per il taser, quando serve, si utilizza, piuttosto di prenderle è meglio usarlo. Far rispettare più che altro appunto le forze dell'ordine, anche per loro stessi. Altro che buonissima, era ora, sì. Almeno ci sentiamo più sicuri. Assolutamente è un'ottima idea, visto e considerato anche gli ultimi eventi di cronaca locale che insomma che non ci lasciano dormire sonni tranquilli, quindi è auspicabile che la polizia locale possa essere dotata di questi strumenti tecnologici. Sono pienamente d'accordo. E forse anche troppo poco. Per fortuna esco abbastanza presto la sera, verso le 8:30 non succede niente, è di notte che succedono le cose e dovrebbe essere più presenti sicuramente i vigili anche di notte. E avere questi strumenti è una garanzia. È una garanzia anche per loro soprattutto. Restiamo a Vicenza, vedo in collegamento il nostro Carlo Inghilleri insieme al presidente della provincia Andrea Nardin per parlare del bilancio di previsione per il biennio 2023-2025. Buongiorno Presidente Nardin e buongiorno a Carlo, a voi la linea. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno al Presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, che ha appena finito di ratificare il bilancio che è stato approvato dai sindaci della provincia, dai 114 sindaci della provincia di Vicenza, un bilancio che riguarda gli anni 2023-2025, un bilancio previsionale con un numero magico, 240 milioni.
240 milioni il bilancio complessivo della provincia di Vicenza, approvato da un gran numero di sindaci che erano presenti a Villa Cordellina, a significare un'affezione del territorio verso l'ente provincia. Su 240 milioni in particolare la programmazione triennale prevede 180 milioni di investimenti, di cui 80 milioni sulle infrastrutture scolastiche e circa un centinaio invece sulle infrastrutture stradali. Un investimento importante e un'attenzione in termini di monitoraggio e sistemazione viene fatta anche per tutto il tema relativo alla sicurezza dei ponti. Numerosi sono i ponti che verranno sistemati, ponti stradali, altri invece verranno via via verificati. Sull'investimento scolastico la cifra è importante proprio per l'alto numero di istituti scolastici che la provincia deve seguire. Siamo su 40 istituti scolastici che ricomprendono oltre 100 edifici, quindi per questo la cifra di mantenimento, monitoraggio ed investimenti straordinari è notevole. Un'attenzione quindi che va principalmente in queste due direzioni, senza trascurare però anche la promozione turistica ed investimenti in quelle che sono le altre tematiche che la provincia segue. Benissimo, io ringrazio il presidente Andrea Nardin che avete sentito, ha detto già tutto, per cui restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghilleri e al presidente della provincia di Vicenza Nardin. Adesso andiamo a Padova perché ieri c'è stata una riunione d'urgenza in prefettura. Da giovedì scorso sono arrivati 75 profughi e altri 19 sono attesi entro questa settimana. Questa volta l'ultimatum arriva dalle cooperative. Ad oggi nel Padovano sono stati superati i 1.600 profughi arrivati nei CAS, la prima rete di accoglienza, quella gestita dalle cooperative proprio per le prefetture. La prefettura di Padova ha espresso preoccupazione ieri in una riunione congiunta con Comune Provincia ed ULS 6. Le COP sono pronte ma non trovano alloggi, con il rischio di doversi appoggiare a Caritas e terzo settore. Critiche dunque le cooperative. Per Lega Coop Veneto la misura sarebbe colma. Gli enti gestori hanno riempito tutti gli spazi a disposizione, serve aprire un centro nuovo in via del tutto straordinaria. A preoccupare anche il tema dei minori non accompagnati. È notizia di pochi giorni fa che il governo ha imposto anche a Padova l'accoglienza dei minorenni, mentre finora erano orientati a Vicenza. Lo scorso 26 gennaio il prefetto Grassi aveva convocato tutti i sindaci della provincia proprio per parlare di accoglienza, una sessantina quelli che parteciparono su 102. In quell'occasione il prefetto si era rivolto proprio ai primi cittadini per chiedere loro di rendersi disponibili ad un'eventuale accoglienza diffusa. Lunedì il Click Day per l'arrivo di lavoratori stagionali in Italia. È stata una giornata di caos e le risorse assegnate non bastano, dicono gli operatori della Marca. E poi ci sono le storie dei piccoli imprenditori agricoli. Senza immigrati non riusciremo ad andare avanti. La manodopera italiana è quasi sparita, ci raccontano e aggiungono, è un lavoro duro che può però dare grandi soddisfazioni. Sentiamo le loro voci e le loro storie. Abbiamo chiesto 2 operai, 2 ragazzi dall'Albania, insomma. Uno tra l'altro era già stato da noi, quindi l'abbiamo richiesto, e un altro ragazzo che verrà insieme, insomma, in teoria, se tutto va bene. Gli italiani si fa fatica a trovare aiuto, diciamo così, quindi si cerca in altre parti. Sara è titolare di una piccola azienda a Ponzano, dove però soprattutto nei momenti del raccolto c'è bisogno di braccia. Per questo attraverso Coldiretti ha partecipato al Click Day. Lavoratori manuali principalmente, perché comunque i macchinari bene o male li usiamo noi, però il lavoro più proprio di raccolta e di lavorazione abbiamo bisogno di gente, insomma, soprattutto in piena stagione. Basta farsi un giro al mercato di Campagna Amica Preganziol per capire che quello dell'agricoltura è un lavoro complesso, talvolta una missione. Perché è un lavoro dove non ci sono orari precisi, non c'è, d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo e una serie di cose che non aiuta. Poi ci vuole passione, ci vuole un po' di volontà. L'agricoltura fa fatica a andare avanti perché i lavoratori dipendenti dei nostri si fa molto fatica a trovare, i nostri non si adattano più di tanto al lavoro dei campi, dei territori, molto difficile. Eppure non mancano storie in controtendenza come quella di Marco, 21 anni di Giavera, banconiere soddisfatto del proprio lavoro. Io sono partito facendo la scuola alberghiera, dopodiché diplomatomi negli anni del Covid, ho trovato questa opportunità
e l'ho presa al volo, ho cominciato. Mi trovo bene, il contatto con il pubblico, io ho studiato cucina principalmente, quindi il contatto col pubblico c'era poco, era un'esperienza diversa, nuova, che mi sembra di riuscire a fare anche bene, ecco. E adesso parliamo di animali, di amici a quattro zampe, e per capire quali sono le regole in qualche modo, mettiamola così, che possono aiutarci ad adottare l'animale più adatto alle nostre esigenze, alla nostra famiglia, ma anche in vista della stagione estiva. Spesso proprio la scelta tra cane e gatto è determinata anche dalle possibilità di portarli con noi in vacanza. Lo facciamo insieme al dottor Diego Cattarossi, medico veterinario, professore all'Università di Medicina Veterinaria di Parma. Ben ritrovato, dottore, grazie per essere con noi. Ciao Francesca, ben ritrovata. Allora, dottore, innanzitutto io le farei una domanda agganciandomi ad una notizia di cronaca che abbiamo dato proprio in apertura di diretta, ovvero la presenza sempre più frequente, documentata dai cittadini, di lupi che si avvicinano sempre di più ai centri abitati, e questo mette in pericolo naturalmente gli allevamenti. Abbiamo sentito il racconto di quel signore che ha degli asinelli e che diceva, ci ha fatto vedere le ferite riportate dagli animali, dice: ogni giorno devo aprire, chiudere, devo proteggerli, ho preso un cane che in qualche modo mi sta tutelando, però insomma vivere così è sempre più difficile. Sempre più spesso gli animali selvatici che eravamo abituati ad avere lontani da noi si avvicinano senza timori alle nostre città. Questo tipo di predazioni sono avvenute da sempre, dalla notte dei tempi, e in questi ultimi decenni, 40-50 anni, diciamo, ci eravamo disabituati perché la situazione era del tutto innaturale, cioè mancavano i grandi predatori nell'ambiente. Quindi personalmente vedo come qualcosa di positivo il ritorno dell'aquila, del lupo, dell'orso. Certo, pone delle criticità che non vanno assolutamente né banalizzate né trascurate, cioè le istanze dell'allevatore o del cittadino che si trovi un grosso predatore di fronte sono assolutamente da attenzionare, ma abbiamo dalla nostra una storia secolare, direi millenaria, di convivenza con i predatori, tale per cui sappiamo come fare. I cani da pastore, passatemi il termine, funzionano molto bene, e abbiamo delle razze come il pastore maremmano abruzzese selezionato in Italia che gareggia alla pari con un lupo. Naturalmente dobbiamo imparare a usare anche la tecnologia, non solo le reti elettrificate, ma dei sensori che permettono di accendere la luce in piena notte per spaventare il predatore quando si avvicina, dei campanelli che possono fare rumore, e poi in prima persona noi stessi, persone titolate a farlo, solitamente si parla di guardia provinciale e di forestale carabinieri, possono sparare con dei proiettili di gomma che quindi danno solo un urto, un colpo sull'animale, lo spaventano molto senza ferirlo, perché il lupo riacquisisca la paura dell'uomo che aveva ai tempi in cui in ogni famiglia c'era un fucile e si sparava ad ogni lupo che si avvicinasse alle greggi e agli armenti. Quindi si può coniugare questa educazione del lupo con la moderna e acquisita sensibilità verso il regno animale, quindi educarlo senza sopprimerlo. Qual è il comportamento migliore da adottare nel caso ci si trovi a tu per tu con un lupo, e soprattutto magari se si ha con sé il proprio cagnolino che non è proprio un cane da pastore, un cane che possa avere a che fare con un animale di questo tipo? Hai fatto una domanda molto corretta, Francesca. Aggressioni mortali all'uomo non sono documentate. Non si conosce in Europa un caso in cui il lupo abbia ucciso un uomo, mentre è quotidiana l'aggressione anche con uccisione di animali domestici, tra i quali in primis il cane. Quindi il grosso problema è circolare con i propri animali domestici. Nel momento in cui l'animale rimanga vicino a noi è del tutto improbabile che il lupo si avvicini per predarlo, quindi prima cosa tenere gli animali con l'aria a guinzaglio e tenerli vicino a noi. In seconda istanza, qualora il lupo si avvicini, non stimolare in nessun modo il suo istinto predatorio, facendo urletti, correndo, scappando via, agitandosi. Mi rendo conto che serve un discreto sangue freddo per mantenere posture controllate, ma bisognerebbe fare il contrario, immobilizzarsi, semmai fare 1 o 2 passi nella direzione del lupo per fargli capire che non abbiamo paura, fare dei rumori come battere forte le mani,
oppure qualora ci troviamo in situazioni naturali già premunirci di portare con noi dei fischietti da stadio o delle trombe da stadio, sono quelle con l'aria compressa e la tromba sopra che fanno un rumore assordante, senza aver fatto del male a nessuno, solo così mettendo in funzione queste trombe da stadio con la quasi certezza granitica, l'animale si spaventerà, essendo un animale selvatico, e si allontanerà da noi. Grazie per questi consigli che probabilmente torneranno sempre più utili proprio alla luce di questi continui avvistamenti. Dottore, veniamo al tema della nostra chiacchierata. Cane e gatto, insomma, sono sempre di più questi compagni di vita nelle case degli italiani, però quando si è in procinto di fare un'adozione ci si interroga se sia più opportuno adottare un cane o adottare un gatto. Allora, chi sono i proprietari ideali per questi due animali che possono dare comunque lo stesso affetto? Spesso si dice il gatto sta per conto suo, invece insomma ci sono dei gatti, ne parlo in prima persona per esperienza, che possono dare altrettanto affetto come un cane, naturalmente con modalità diverse. Allora, chi è il proprietario ideale per il cane e per il gatto? Chiarendo subito quest'ultimo aspetto che mi sta molto a cuore, la differenza non è dare o non dare affetto, è come viene dato. Il cane è un animale sociale, il gatto è un animale relazionale. Sociale, quindi per il cane si intende che si inserisce in un branco, esige una gerarchia, riconosce un capobranco, quindi obbedisce. Il gatto è relazionale, il rapporto col gatto è sempre unico, esclusivo, diverso per ogni gatto. Il gatto va corteggiato come un amante esigente, il gatto si concede se vuole, se no si allontana, ma questo non vuol dire che non ami stare in compagnia delle persone alle quali si affeziona. Non c'è un rapporto di subalternità, non ti deve obbedienza. Il cane ha bisogno di avere un capobranco, perché è proprio dalla mancata gerarchizzazione che nascono gran parte dei problemi di convivenza, di aggressività e di, diciamo, comportamentali in senso largo. Quali sono i proprietari ideali? Beh, solitamente prende un cane chi ama la socialità, portarlo all'aria aperta, fare movimento con lui, fare ad esempio degli esercizi come l'agility dog, l'obedience, i percorsi nei quali c'è una piena relazione, una piena sintonia tra animale e uomo, finalizzato all'attività sportiva oppure anche un'attività agonistica. Nel gatto invece il rapporto è, passatemi il termine, un po' più semplice, nel senso si ha piacere di stare insieme, ma si riconosce ad ognuno i suoi spazi di intimità e di, diciamo così, anche di introversia. Non si può pretendere che il gatto per ore segua una lunga lista di esercizi che noi gli vogliamo far fare. Ci dedicherà il tempo che riterrà, che noi meritiamo, e nulla di più. Quali sono i requisiti minimi? Perché poi nel momento in cui si fa un'adozione, che sia un cane o un gatto, bisogna sempre porsi davanti tutte quelle che possono essere le conseguenze, poi, perché inevitabilmente poi la vita cambia. Quindi quali sono i requisiti minimi per adottare un cane e per adottare un gatto? Solitamente nel cane sono richieste minimo 4 uscite al giorno, igieniche, per i suoi bisogni, e un'uscita più lunga di almeno una mezz'oretta, possibilmente anche un'ora, per l'esercizio fisico. Il cane, con alcune differenze all'interno delle razze, però in generale richiede compagnia di un conspecifico, di un altro cane o nostra. Nel gatto, se vogliamo, è meno impegnativa la scelta, perché qualora noi gli prepariamo in casa un appartamento con molto arricchimento ambientale, cose da fare, ma non solo movimento, cose che prevedono l'utilizzo anche della testa, e poi magari potremo parlarne, quindi attività finalizzate, possiamo anche permetterci di lasciarlo solo molte ore al giorno. Certo, poi gradirà la nostra presenza quando torneremo a casa. Quindi nel gatto l'attenzione, Francesca, è più all'ambiente che gli andiamo a creare, che sia a regola d'arte per un felino. Nel cane la nostra presenza è indispensabile, quindi o noi lavoriamo in casa o dobbiamo fare in modo di portarcelo dietro, di lasciarlo in delle strutture che lo possono ospitare in compagnia di altri cani, o portarlo appunto al lavoro con noi.
Quindi se la presenza dell'umano nel caso di un cane non è sempre garantita, forse sarebbe pensabile adottarne 2 in coppia, cosa che non è necessaria quando si adotta un gatto. Non solo non è necessaria, potrebbe essere controproducente. Nel cane, tanto più se la convivenza parte da quando sono piccoli, si gestisce il fattore sessuale, quindi con la sterilizzazione oppure scegliendo un connubio possibile. Nel gatto non è utile inserire un nuovo soggetto se si parla di soggetti adulti, perché un gatto che abbia già il suo territorio nel quale si trovi a suo agio potrebbe avere nell'ingresso di un nuovo felino uno stress psicologico enorme. Fanno eccezione il caso del matriarcato, cioè 2 piccole gattine che vengano prese insieme, adottate per esempio a 60 giorni e convivano da quel momento sempre insieme, si possono fare un'ottima compagnia, perché è il modello che rispetta l'etogramma, cioè l'insieme dei comportamenti che ci sono in natura, allo stato libero, dove il territorio è gestito dalla femmina alfa, chiamiamola così, poi non c'è una gerarchia, dalla femmina più anziana e le figlie e magari le sorelle, si chiama matriarcato, sono le femmine a gestire il territorio, mentre i maschi si spostano da un territorio all'altro, vuoi per motivi riproduttivi, vuoi per finalità predatorie, vuoi per finalità ludiche. Quindi figuriamoci introdurre, affiancare ad un gattino un cane. A proposito di dire sono come cane e gatto, anche in generale quando si parla delle persone spesso si porta questo paragone. Sì, è diventato effettivamente un simpatico modo di dire. Parliamo di 2 predatori con un etogramma molto diverso, l'incontro, chiamiamolo così, casuale tra soggetti adulti quasi sempre porta a dei danni. Poi il cane è un predatore stretto, il gatto si dice che ha un doppio statuto. È predatore per quelli più piccoli di lui, ma è preda di quelli più grandi come può essere un cane. Ha un doppio statuto. Posso dire che nel momento in cui questa convivenza parta anche qua dall'infanzia, 2 mesi entrambi, vedo dei rapporti nella mia pratica clinica di tutti i giorni straordinari, anche di grande empatia, di grande capacità comunicativa, anche se l'etogramma è diverso, parliamo comunque di carnivori, quindi il gioco predatorio, l'inseguimento, l'utilizzo morigerato della bocca, quindi saper gestire il morso, è di entrambe le specie, quindi riescono a dialogare tra loro se la convivenza comincia sino a quando sono piccini. E dottore, parlando invece di umani e quindi dei due estremi della popolazione, i bambini e gli anziani, per queste 2 categorie che animale è preferibile affiancare ad un bambino e ad un anziano? Ma lo sai che ti potrei dire che realmente non dipende dall'età, Francesca, nel senso che, mi spiego, ci sono dei bambini con una grandissima fisicità, esuberanza, il bambino che appena prova fuori a tirare 4 calci al pallone, ecco, effettivamente non gli metterei un gattino vicino, un bel cane pacioccone di grossa taglia come un Labrador sarebbe un compagno ideale. Non solo perché sarebbe di grande compagnia per il bambino, ma perché il bambino non potrebbe essere, pericoloso per la salute dell'animale. Mentre ci sono dei bambini, vuoi molto timidi, molto introversi, o anche povere creature magari con dei disturbi del comportamento, si vedono sempre più spesso bambini ai quali vengono diagnosticati deficit relazionali, per non parlare di autismo. Ecco, bambini che abbiano difficoltà con un contatto fisico, con il fatto che il cane ti lecca, ti mette le zampe addosso, insomma cerca un contatto anche importante a livello tattile. Ecco, per questi bambini potrebbe essere invece gradevolissimo avere un gatto che quindi mantiene le distanze, una presenza costante, discreta e che sa mantenere le distanze senza risultare assente. Lo stesso dicasi per gli anziani. Certo, se una persona ha difficoltà locomotorie, Francesca, non si può dire 4 volte al giorno portami fuori il cane, quindi il gattino può essere ideale, ma ci sono degli anziani ai quali peraltro il medico dice sei iperteso, sei sovrappeso, devi camminare. Loro tante volte i figli mi dicono ma ho regalato il cagnoletto al papà, per la prima volta ha cominciato ad andare a passeggio, gli si è abbassata la glicemia e la pressione. Quindi possono diventare quasi un ausilio terapeutico, perché ti obbligano, anche se non hai voglia, anche se fuori è freddo, a mettere le scarpe e farti sta mezz'ora di passeggiata. Dottore, spesso anche la propria abitazione, come è conformata la presenza o meno di un giardino,
condiziona la scelta tra cane e gatto. Spesso si dice: non ho un grande giardino, non posso adottare un cane. È sempre così? Non è mai così. Non serve un grande giardino, serve del gran tempo per avere un cane. Io ho sempre avuto cani, tuttora ne ho 2. Serve del gran tempo. L'idea che il cane galoppi come un puledro impazzito nel giardino, questo gli dia gioia, io non ho capito da dove venga. Il cane col giardino solitamente si piazza davanti alla porta, all'uscio dal quale entrano e escono i suoi amici a 2 zampe e sta lì finché qualcuno non gli apre. Ecco, quindi fondamentalmente è logico che il giardino è comodo, perché permette di sostituire le uscite igieniche con una porta che si apre e si chiude e tu rimani in ciabatte. Ma realmente quello di cui ha bisogno un cane nel 99% dei casi è la tua attenzione, il tuo tempo, il fatto che tu te ne prenda cura, lo spazzoli, gli parli, giochi con lui, gli presti attenzione e non tanto di verdi praterie nei quali galoppare, perché è una cosa che non fanno, insomma. E invece sembra più frequente vedere gatti al guinzaglio, in passeggiata, andando un po' contro quella che è la natura anche autonoma, diciamo, del gatto, che certamente non ha voglia di vincoli di nessun tipo. È una pratica che lei consiglia o è meglio lasciare il gatto alla sua natura di animale libero? Giustamente nella tua domanda c'è già la risposta che io condivido. Un gatto al guinzaglio a me non piace, che dopo dicono ma il mio gatto si lascia fare, ma certo, se sin da bambino lo abitui, essendo un animale intelligente si rende conto che quello forse è l'unico modo per vedere l'aria aperta, le foglioline, il vento, e magari lo fa anche. Dire che questa sia la soluzione ideale per un animale che è la reincarnazione della libertà, dell'agilità, del movimento così anche atletico, non mi sentirei di dire che è una buona scelta. Forse piuttosto che niente, se meglio piuttosto. Ecco, se l'unico modo per portarlo all'aria aperta per brevi momenti si può stare, però il gatto si diverte anche in appartamento, quando ad esempio si creano delle mensole a più livelli dove li posso sfruttare la tridimensionalità di una stanza, delle funi, dei tiragraffi, dei tronchi. A volte anche in un piccolo appartamento si possono creare dei diversivi, delle palestre che sono infinitamente più rispettosi dell'etogramma di specie del felino rispetto al collare guinzaglio. Dottore, abbiamo parlato prima dell'introduzione in una famiglia che ha bimbi piccoli di un cane o di un gatto. Spesso però c'è il timore dell'igiene, della possibile trasmissione di malattie, ma cani e gatti trasmettono malattie a noi esseri umani, ed eventualmente che accortezze prendere per evitare possibili rischi? Io ho 3 figli e si sono sempre ammalati all'asilo e a scuola, mai dai miei cani. Di solito una specie passa i microrganismi alla sua stessa specie. Esistono fenomeni di passaggio di specie, si chiamano antropozoonosi, o zooantroponosi al contrario, passaggio dall'uomo all'animale, dall'animale all'uomo dalle malattie, perché non dimentichiamo che anche noi possiamo passarle e anche loro hanno il diritto alla salute. Questo, diciamo, può diventare motivo di preoccupazione solo qualora uno sappia che i suoi figlioli hanno problemi al sistema immunitario, quindi immunodepressione di varia natura, virale, leucemica, eccetera, sconsigliano la vicinanza a un animale della quale non si abbia la certezza sullo stato di salute. Ma nel momento in cui un bambino è sano, non bisogna dirgli non toccare gli animali, bisogna dirgli quando hai toccato gli animali non lo fai dandogli i bacini in bocca, non fai portandoti le mani agli occhi, dopo che l'hai accarezzato e ci hai giocato ti lavi le mani, e questo deve diventare un'abitudine. È bellissimo il cane e il gatto, ma non dorme con te sotto le coperte, non mangia a tavola con te. Stiamo parlando, Francesca, delle norme di igiene normale e anche, se posso, di buon senso, insomma. Se uno vede come si comporta un cane o un gatto che che lecca il suolo, che mette in bocca anche escrementi eccetera, è logico che abbiamo norme igieniche diverse, e quindi l'affetto non deve poi trascendere in una antropomorfizzazione. Non sono degli umani col pelo lungo, insomma sono un'altra specie con norme igieniche diverse dalle nostre, quindi basta un'igiene proprio basilare che dovremmo avere in qualsiasi situazione. Io ho quasi finito il tempo a disposizione, però cerco di condensare le ultime domande che avevo in mente per completare il nostro quadro.
cane di razza o meticcio, gatto di razza o quelli che magari decidono di adottarci perché arrivano dalla strada e decidono ci scelgono come famiglia, meglio maschio o femmina, che consigli darebbe, dottore? L'abbiamo persa, dottor Catarossi, si è frizzata, eccolo qua, è ritornato, prego. Nel meticcio c'è più una scelta di natura morale, etica, di adottare una creatura per dargli una qualità di vita soddisfacente, lodevolissimo, poco prevedibile, Francesca. Nella scelta dell'animale di razza sai già non solo morfologicamente come risulterà da adulto, ma ci sono anche dei caratteri attitudinali, comportamentali che vengono selezionati insieme alla morfologia con la razza. Maschio, femmina o nulla tenente, quindi sterilizzato, ormai si tende a sterilizzare gli animali per evitare la procreazione, per ridurre il randagismo, per avere animali che non fuggono quando vanno in calore, per evitare, diciamo, anche atteggiamenti di natura aggressiva, che sono facilitati se non causati dagli ormoni sessuali. Il cucciolo attrae sempre perché fa tenerezza, però magari il cane o il gatto adulto che magari ha avuto una vita non facile può essere una buona scelta dal punto di vista morale, come lei diceva. Anche da questo punto di vista meglio il cucciolo, e lo pensiamo magari introdotto in una famiglia con dei bambini, o anche l'animale adulto può comunque ben ambientarsi nella nuova famiglia. Ho avuto a più riprese anche personalmente degli animali miei presi in canile da adulti, uno addirittura anziano, ma posso dire che mi hanno dato quasi di più dei cuccioli, sembrano quasi riconoscere il gesto che tu stai facendo. Ogni animale intelligente, compresi i cani e il gatto, a tutte le età possono imparare, non solo inserirsi in famiglia, ma addirittura esercizi complessi. Uno dei bastardini che abbiamo preso faceva esercizi di agility dog con mia moglie, presa adulta, aveva imparato tutto. Quindi è logico che la scelta del cucciolo è più gradevole per i bambini, però posso assicurare che un animale adulto, qualora equilibrato, impara tutto e si inserisce perfettamente nel branco bipede e quadrupede. È più facile andare in vacanza con il gatto o con il cane? La risposta verrebbe quasi automatica con tutto quello che ci ha raccontato, però insomma sentiamo spesse volte anche nella scelta dell'animale da adottare, quello delle vacanze è un elemento che pesa se non si ha qualcuno a cui lasciarli. Guarda, oramai ci sono tantissimi alberghi, ristorazioni, spiagge, beauty farm che garantiscono l'ingresso degli animali. Il punto è che al gatto non gli piace andare in giro e quindi tendenzialmente il gatto, essendo così legato al suo territorio e alle sue abitudini, sarebbe bene non spostarlo di casa, a meno che tu non abbia una casa di villeggiatura e va sempre in quella e diventa un secondo territorio. Ma cambiare per il gatto è molto stressante, per il cane non lo è. Se ci sei tu, il suo mondo ha già un senso. Qualora non si potesse portarli con sé, ormai ci sono tantissime pensioni che si sono organizzate non per avere la classica gabbia come era una volta. Ormai li tengono in casa, molte pensioni per animali sono strutture piccole con animali che convivono tra loro insieme a chi li gestisce, e sarebbe molto utile, parlo del cane, non portarlo il giorno prima di andare in ferie, ma per alcuni weekend andare lì alcune orette in modo che lui impari a riconoscerlo come un luogo di gioco, di diversione, così, e si abitui a stare in quell'ambiente prima di lasciarlo per un periodo più lungo. Ultimissima domanda, meno poetica e romantica di tutto quello che ci siamo raccontati fino adesso, ed è l'aspetto economico nella gestione di un cane e un gatto. Se una famiglia volesse adottare l'uno o l'altro, però volesse anche limitare, perché insomma per tutti sono momenti molto difficili, quale animale consiglierebbe, dottore? Non c'è paragone, il gatto costa meno l'acquisto, costa meno l'alimentazione in termini di cibi industriali, costa meno come spese veterinarie, il gatto costa meno. E all'interno dei cani, attenzione, perché sulle taglie giganti il costo, solo per il fatto che è un cagnone di 60-70 kg, è veramente molto alto in termini di alimentazione, in termini di prodotti antiparassitari, di insetticidi, di vaccini. Il costo purtroppo è, noi diciamo, pro chilo, ad ogni chilo di peso aumenta il costo, quindi o cagnolini di piccola taglia oppure un gattino.
Dottore, grazie davvero, abbiamo cercato di aiutare, di indirizzare chi da casa ci stava guardando alla scelta migliore, sapendo che è sempre una scelta di vita e quindi va ben ponderata, perché poi gli animali entrano a far parte della nostra famiglia e vanno gestiti in caso stiano male, in caso di problemi vanno sempre, perché poi ci sapranno dare un affetto smisurato. Grazie davvero al dottor Diego Cattarossi per tutti questi consigli, buon lavoro, a risentirci, a presto. Saluto a tutti. Arrivederci, noi ci fermiamo, abbiamo la pubblicità tra pochissimo. Siamo tornati in diretta, ultimissima parte di questa prima edizione, 2 aggiornamenti di cronaca. La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo contro ignoti dopo l'esplosione che si è verificata lo scorso 23 marzo all'Istituto Professionale per l'Industria e il Commercio Viola Marchesini di Rovigo. Nella deflagrazione erano rimasti feriti lievemente degli 2 studenti ed erano crollate 2 vetrate, oltre ad un principio di incendio. È stato disposto il sequestro di materiale ritenuto interessante per accertare la dinamica dei fatti. Intanto sono ancora in corso le indagini da parte della squadra mobile della Questura di Rovigo e dei Vigili del Fuoco all'interno dell'istituto. E poi un cittadino moldavo, 21enne, ricercato in ambito internazionale per omicidio, è stato arrestato la scorsa notte dagli agenti delle volanti della Questura di Padova dopo che ad un controllo aveva mostrato un documento falso. Adesso andiamo nel Trevigiano con una bella storia di solidarietà, perché non ci ha pensato 2 volte a cercare chi aveva perduto il portafoglio. Da San Biagio di Callalta il gesto di una 75enne. Questo è il tuo portafoglio, guarda. Ha trovato un portafoglio con 900 euro in contanti dimenticato nel carrello della spesa, soldi che potevano fare gola a qualche malintenzionato, ma sono finiti nelle mani di Giuliana, che ha deciso di restituirlo, un bel gesto che la 75enne ha compiuto senza esitazione. Ho visto questo portafoglio e ho aspettato 20 minuti se qualcuno veniva a prenderselo, che si accorgesse, però non è successo e così l'ho portato a casa. Dopo alcune ricerche, figlia e genero sono riusciti a individuare la residenza dei 2 coniugi. In casa non era presente nessuno, hanno perciò deciso di lasciare un biglietto. Sono Giuliana e ho trovato il suo portafoglio. Giorgia e Silvia, coppia trentenne di origine romena, lavorano e risiedono in Italia con il loro figlio di 2 anni e mezzo, Stefan Gabriel. Il portafoglio di Silvia conteneva i risparmi necessari per fare degli acquisti al loro piccolo. Non ci siamo accorti fino alle 10 di sera, quando siamo tornati a casa. Siamo andati in macchina a cercarlo, abbiamo chiamato i nonni per vedere se era dai nonni, ma il portafoglio non c'era. Soldi utili che dovevano servire al vostro piccolo. Sì, soldi utili che dovevano servire al nostro piccolo e sono emozionato. Non ve l'aspettavate? No, non me l'aspettavo, sono rimasta proprio senza parole. Bel gesto quello che ha fatto. Spero di sì. Io mi sento tranquilla così. Con questa bella storia chiudiamo la nostra prima edizione. Naturalmente l'informazione di Antenna 3 torna questa sera come sempre a partire dalle 18:30 con la nostra edizione regionale. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.